questa mattina, 8 luglio 2025, un tempo che in pochissime ore è cambiato completamente, da 40 gradi siamo passati ai 20 gradi, chissà cosa succederà oggi, domani, questa fragilità del territorio che secondo me non coinvolge la politica, se ne frega, se no non saremmo presi in queste condizioni, tutti parlano invece di agire, sta franando tutto, si sta allagando tutto, pensate a quelle povere famiglie veramente che non si ritrovano più niente, fai le foto come dico tutte le mattine, chissà che qualcuno capisca, fai le foto, chiedi i rimborsi, sì, fra quanto, dove, quando e come, che non c'è nessuno che risponde. C'è una burocrazia che fa paura, che coinvolge tutti, compreso il mondo del volontariato. Chi l'ha messa? L'abbiamo messa noi che facciamo le cose, che aiutiamo? No, l'ha messa la politica, noi paghiamo i burocrati invece di pagare le persone che lavorano per bene e che non ce la fanno più a sopravvivere, e soprattutto la solitudine dei diversamente giovani. Ecco, quella mi fa veramente spavento. Io cerco di fare il mio dovere, di parlarne, di coinvolgere persone competenti che sanno quello che racconta Mirella, e questa mattina ringrazio Renzo Cester, Presidente Residenza per Anziani di Motta di Livenza, di essere con noi. Grazie Presidente. Grazie a lei. Non so se condivido quello che ho detto, ma io sa che parlo con il cuore, con quello che vedo, consento, non ho scritto niente, però parlo con la voce delle persone che incontro. Prego Presidente. Beh, grazie innanzitutto di avermi invitato. Io sono sul campo come lei, quindi la mia voce è di qualcuno che opera tutti i giorni e che vede le problematiche. È chiaro che essendo Presidente di una casa per anziani, di questo posso parlare. Io faccio un parallelismo un po' sul tempo, sul meteo. Io penso che noi siamo su un mare burrascoso, dove le onde, tutto il mare è sempre più tumultuoso, e vediamo all'orizzonte una situazione che è comunque, perché nei numeri, ancora più difficile, ancora più complessa. Questa è la situazione, se vogliamo fare un parallelismo. Ma perché? Perché questo? Perché ogni giorno ci troviamo di fronte intanto a una mancanza di figure professionali, quindi cose che sappiamo stranote, ma che sembra che nessuno faccia niente e comunque metta mano in modo strutturale. Oggi mancano, mi dicono qualcosa come più di 3.000 operatori sociosanitari nella Regione Veneto. Facciamo i conti con l'aumento di costi, sembra che tutto rimanga, diciamo, con i costi di qualche anno fa. Invece, se guardiamo i numeri, perché io poi faccio anche a tempo perso, dico ormai faccio anche l'imprenditore e sono amante dei numeri, e i numeri lo dicono. Negli ultimi 5 anni l'inflazione ha sfiorato il 20%, e diciamo, il contributo, io lo chiamo comunque, del sistema non è pari al 20%, è di qualche punto in percentuale, quindi gli altri numeri, gli altri costi dobbiamo farli sopportare purtroppo alle famiglie, perché poi i bilanci di una struttura per anziani, il 75-76% è costo personale, e se togliamo il personale, poi se parliamo di umanizzazione lo fanno appunto le persone. Poi c'è un altro discorso che si sottovaluta, è che le persone che arrivano nelle strutture hanno condizioni, diciamo, fisiche, sanitarie sempre più importanti, perché le persone, perché sono tante. Faccia conto che anche qui leggo dei numeri spaventosi, nella Regione Veneto ci sono circa 10.000 persone che aspettano un posto nelle strutture. 10.000, lo ripeto persone, io. Grazie Presidente di averlo detto. Quindi arrivano in situazioni sanitarie molto più compromesse rispetto, io sono 7 anni che sono lì, e vedo proprio l'evoluzione già dopo il Covid. Poi la cosa si è molto peggiorata, quindi c'è un carico maggiore, perché se arrivano le persone più compromesse ormai stiamo, mi passi il termine, ospedalizzando le strutture, quindi l'aspetto sanitario diventa sempre più importante, quindi un maggior carico, maggiori costi e la difficoltà di trovare personale, che è poi quello che fa la differenza sulle nostre strutture. Mi sembra, Presidente, che però in questi giorni, ormai mesi, il problema sia la poltrona.
Non perdere la poltrona, tenere la poltrona, parlo a livello politico, tutti hanno fatto tutto, meglio di così non si può, e noi invece sentiamo i numeri che sta dicendo lei. Ma queste persone hanno il coraggio di guardarsi allo specchio alla mattina prima di fare certe dichiarazioni? Noi che vediamo sul pezzo quella che è la realtà. Avete sentito quella persona che ha chiamato ieri, Omar, lo dico perché ha chiamato direttamente, dicendo: sono su una strada con la mia compagna che è anche incinta, ho provato a bussare e nessuno mi ha risposto. Naturalmente Mirella sta verificando, sta vedendo, perché secondo me c'è sempre il rovescio della medaglia, non si finisce così per caso e per niente. Però il problema delle strutture c'è, è inutile che ce la diciamo. Allora, non le sembra che la politica abbia più guardato al business del cemento, ad esempio queste case di comunità vuote, cemento e basta, invece di vedere cosa serviva al territorio, che sono i servizi alla persona. Noi avevamo i consultori, avevamo ospedali che funzionavano, stavamo bene, la sanità ha sempre stato un fiore all'occhiello nel Veneto, bisogna dire la verità, ma non da adesso, no. Ancora da Tina Anselmi, sì. No, perché sembra che qualcuno l'abbia deciso all'ultimo momento. E invece noi ci ritroviamo che tutti parlano, a loro stanno molto a cuore questi diversamente giovani, come li chiamo io, e invece i numeri non tornano perché le strutture che servivano, che sono le RSA, gli ampliamenti delle RSA, non sono state fatte. Ed è un problema enorme, soprattutto le pensioni non permettono di arrivare, ma tantissime persone non riescono. Poi interviene la regione, ma con chi, quando, con quali tempi? E le famiglie a casa, ma come fanno? Lei giustamente dice, io vi dico queste cifre, ma voi sapete bene che il 70% è il costo del personale. Un personale che è sottopagato, calma Presidente, un personale che è sottopagato. Però noi guardiamo da un'altra parte, guardiamo a quello che non serve, guardiamo a quella realtà che abbiamo tutte sotto gli occhi, che non funziona. Noi abbiamo, e io ho avuto medici di medicina generale che hanno detto: guardate che le case di comunità saranno un flop, è già successo in Francia, non funzioneranno, ma non è che lo dicano quelli che non sanno, lo dicono gli addetti ai lavori, quelli che hanno coraggio anche di metterci la faccia e di dire quello che pensano. Dopo funzioneranno, niente di meglio, ma quando, come? E chi metteremo dentro che non abbiamo più i numeri, perché non li abbiamo? Non è che non vogliono lavorare, è quello che io voglio far capire a casa. Non abbiamo le persone. E specialmente nel nostro territorio c'è la paura del diverso, che è quello che troviamo nelle RSA, anche i numeri consistenti. Quelli che hanno solo il colore della pelle diverso vengono da paesi, ma professionalmente li avete preparati, sono preparati, che non è che li mettete là, arrivano e li mettete là. No. Però non si può perché non abbiamo i numeri, ma non abbiamo i numeri o non vogliamo trovare i numeri perché nel caos generale c'è qualcuno che prende voti? Prego Presidente. Beh, lei mi porta sul campo molto, molto politico. E allora, innanzitutto c'è un dato, il PNRR per le case per anziani, vede che io ho difficoltà nel chiamarle case di riposo, ha messo una cifra che è pari a 0. Quindi probabilmente qualcuno che sta in alto non ha mai vissuto nel campo quali sono le esigenze, perché questo è il dato. Quindi questo è un dato, perché, ripeto, io sono amante dei dati. Le case di comunità, io esco un po' dal mio, andremo a verificare poi le persone che ci metteremo dentro, perché ci sono difficoltà veramente a trovare figure professionali, ma a livello di medici, a livello di infermieri e a livello di operatori sociosanitari. Guardi, noi siamo una casa che ha deciso di avere il direttore sanitario, penso una delle poche, se non l'unica, delle dimensioni nostre. Noi abbiamo 143 ospiti più 23 da quest'anno di una casa di Meduna di Livenza, quindi siamo a 166.
abbiamo deciso di avere un direttore sanitario, ma proprio perché il futuro sarà sempre più verso il sanitario, perché è logico, perché le persone verranno portate, anche per una questione di costi, proprio all'ultimo periodo della loro vita, perché prima le famiglie non potranno permettersi di portarlo nelle strutture, quindi arriveranno molto compromesse, e si vede già, non è una fantasia del Presidente, Certo. ma è una realtà di oggi. Per quello che dicevo, si intravede una tempesta perfetta, perché nei numeri, cioè gli anziani aumentano, gli anziani aumentiamo e sono sempre più compromessi perché sono sempre più malati, e questa è una realtà, è sui numeri, i numeri li conoscono tutti, sono lì. Non è che si sbagli di molto, perché le persone ci sono e sappiamo già quale sarà l'evoluzione. Ci sono fiori di grafici che lo dimostrano. E i numeri non si discutono. I numeri sono lì. Allora, saluto anche Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme, Partito Democratico. Buongiorno sindaco, grazie di essere qui. Lo so che avete tanti impegni, ma lei capisce bene il problema che abbiamo di sentire anche voi, perché poi siete voi quelli che veramente nel pezzo in prima linea, cioè non si va da nessun'altra parte, si va solo dal sindaco. Muore uno in un incidente stradale, si va dal sindaco, muore un diversamente giovane, si va dal sindaco, tutti andiamo dal sindaco e dai servizi sociali. Io ho chiamato anche questa mattina, come ho detto all'inizio, per capire la situazione di questa persona che ha chiamato in diretta. Però sindaco, devo dirle la verità, che io non devo capire il perché è successo questo. Ognuno ha il suo perché, non si finisce per strada a caso, si finisce per strada. E io nel momento che la persona finisce per strada devo avere una struttura che la accoglie, devo averla, specialmente se l'accompagna in stato di gravidanza. Così ha detto e così sto verificando, perché io vado e dove vado a verificare? Dal sindaco, c'è niente da fare, è là che primo perché lui è responsabile della salute dei cittadini, capire se i servizi sociali sono a conoscenza di questo e l'hanno messo a conoscenza, perché se è vero che è incinta e adesso dormono sotto un ponte, mi ha detto stanotte sotto l'acqua, capisce bene che qualcosa non va. Come vede lei la situazione, sindaco Barbierato? Tutto sommato penso che Abano Terme sia anche un posto di villeggiatura molto rinomato, e la ringrazio anche per gli investimenti che avete fatto, queste terme che non sono più per i diversamente giovani, ma anzi direi che sono anche molti giovani che ci vanno, e quello che sento è che veramente si sta benissimo, sta cambiando anche il turismo. Prego sindaco. Grazie intanto dell'invito. Non so il caso a che comune faccia riferimento, sicuramente il tema dei numeri, il tema delle risorse a disposizione, il tema della responsabilità in capo ai sindaci, che hanno poteri molto limitati ma responsabilità molto elevate, credo sia davanti agli occhi di tutti. Ormai sappiamo bene che i sindaci, le amministrazioni comunali sono gli unici baluardi che un cittadino può contattare concretamente, anche per materie purtroppo dove purtroppo non si può fare granché. Quindi è evidente che la pressione sui territori è enorme, aumentano gli anziani, aumentano le famiglie in stato di disagio occulto, dico perché spesso noi ne veniamo a conoscenza quando la situazione è già precipitata. Noi abbiamo, forse siamo uno dei pochi territori ad avere un assistente ogni 4.000 abitanti, è una scelta che abbiamo fatto qualche anno fa ed è una scelta che sta pagando in termini di assistenza domiciliare, in termini di servizi offerti a una popolazione che ha un indice di anzianità qui ad Abano Terme abbastanza alto, perché Abano è una città dove si sta bene, dove però le case costano molto e se le possono permettere sono le persone che arrivano magari ad abitare qui da grandi città e trovano ad Abano un luogo sicuro, un luogo tranquillo con tutti i servizi a disposizione, ma questo porta con sé l'innalzamento dell'età media e quindi l'innalzamento anche di tutti i servizi che dobbiamo mettere a disposizione, ripeto,
con risorse limitate. Non dimentichiamo che stanno aumentando le famiglie composte da una sola persona, quindi che non hanno una rete di assistenza familiare, e quindi ancor più la pressione si scarica sui comuni. È evidente che le politiche sia abitative sia di sostegno a queste forme di disagio e a queste persone che invecchiano sempre di più dovrebbero trovare una politica più attenta, più lungimirante, perché questo è un trend che non si inverte con le parole, si inverte con risorse, si inverte dando ai comuni più risorse, perché sono gli unici enti che sono vicini ai cittadini, ma questo purtroppo oggi ancora non avviene. Quindi spesso siamo lasciati soli a combattere con risorse di cui disponiamo, che cerchiamo di impiegare al meglio, ma sapendo che non possiamo fare tutto quello che si potrebbe fare se avessimo risorse sufficienti. Questo non è tanto una lamentela, non è tanto perché è una situazione in cui tutti i sindaci si trovano a far fronte. È un dato di fatto, qui si premia chi si allontana dal territorio e si penalizza quelli che restano. Allora, è evidente che chi sta sul territorio, chi si prende la responsabilità, e attenzione che nei prossimi anni troveremo sempre meno candidati che vorranno fare i sindaci. Sta già succedendo in alcuni comuni che non c'è più neanche la competizione fra due candidati, ma fra un candidato che si presenta da solo. È un trend che ha una motivazione, non è casuale. I sindaci spesso sono lasciati soli. Allora, o invertiamo il trend non con le parole, ma con le risorse, ma con scelte coraggiose, oppure troveremo i territori che faranno il meglio che potranno fare, ma sicuramente non daranno risposta a tutti coloro che ne hanno bisogno. È vero, sindaco, però è anche vero che non ci sono persone che vogliono fare i sindaci, poi alla fine si trovano, dobbiamo dire la verità, quando ci sono le elezioni si trovano, o liste CIVA, però ci sono molti sindaci che mirano a diventare consiglieri o assessori regionali. Basta vedere l'elenco che abbiamo, lei sorride, ma è la verità, bisogna dirlo. Allora capisce bene che... conosco questa situazione, non mi appartiene. Allora lega questa, ma sì, lo so, ma io parlo in generale, non parlo di lei, sindaco. Della politica, concordo con lei che spesso ci sono anche queste situazioni, però tenete presente che queste situazioni rispetto agli 8.000 comuni italiani sono abbastanza marginali. È vero, sindaco, però noi leggiamo, capisce, quando leggiamo queste cose, ecco, vuol dire che la politica intriga molto anche i sindaci per andare sempre più su e fare una carriera politica, che a me sta anche bene, cioè devo dire la verità, perché se un sindaco è bravo, merita tutto il rispetto, ecco, però deve avere un curricula che sia degno di questo nome, perché i cittadini, vede sindaco, sono molto attenti, io le vedo persone preparate. Quando un sindaco semina bene, lo rieleggono. Questo è un dato di fatto. Quando un sindaco semina male, lo bocciano. Ma non c'è via di scampo. Allora vuol dire che il cittadino guarda, osserva e veramente capisce l'importanza del primo cittadino, se c'è stato o non c'è stato. Questo però implica che non avete i fondi. Non avete la possibilità di investire su quello che chiede il cittadino, la persona che bussa alla vostra porta. Siete quelli meno pagati, quelli che hanno meno contributi, quelli che non riescono a avere neanche i soldi del PNRR per progetti magari importanti, tipo asili. Io ho avuto un sindaco che ha detto: guarda Mirella, avevo un asilo bellissimo, ho presentato il progetto, non è passato. Io ho detto: forse è il partito sbagliato, se andava da un'altra parte forse i fondi arrivavano, perché poi io li ospito qua e vedo che quelli che fanno parte dei cerchi magici, i soldi del PNR arrivano, e anche tanti, sindaco, e anche tanti. Allora capisce che bisogna anche iniziare a parlare, e Sveglia Veneti serve anche a questo. Ma soprattutto, Presidente Chester, lei ha detto una cosa drammatica: mancano i numeri. Cosa faremo? Ecco, io ieri ho parlato con Pina Cassaniti, sindaco, ascolti bene, che è la presidente nazionale italiana familiari vittime della strada. Una persona diversamente giovane che ha perso una figlia e da quel momento si è messa in linea,
e ha citato il caso, ha portato ad esempio il caso degli autovelox. Benissimo, ha detto, togliamo gli autovelox, perfetto, e dopo? E dopo cosa facciamo? No, ci spieghino, no? Tanto è vero che ha fatto una proposta molto importante che vi leggerò, che non è solo l'airbag obbligatorio, è la sicurezza stradale che deve essere messa in considerazione, le strade. Ecco, è una persona che vive il pezzo come lei, dice vabbè adesso tolgono gli autovelox, cosa facciamo? Allora, le case di riposo non ci sono e noi abbiamo tutte queste persone, 10.000 in lista d'attesa, e cosa facciamo? Dove li mettiamo? Chi si occuperà di queste persone? Sì, Presidente. Beh, intanto la domanda bisognerebbe farla a qualcun altro, però io le dico, lei... no, beh, per carità, io le posso dire cosa stiamo facendo noi, cosa si potrebbe fare, sapendo che non ho la bacchetta magica e non sono sulle stanze dove c'è decisionali per risolvere i problemi, che sono di una portata enorme. Perché, ripeto, i numeri che ci sono, no, sono drammatici. E allora, io direi intanto che noi dobbiamo occuparci delle strutture che abbiamo e ci stiamo inventando qualcosa. Faccia conto che adesso stiamo inserendo, per mancanza di operatori, stiamo inserendo 6 figure nelle ultime settimane di persone ausiliarie, quindi che tolgano quel lavoro, diciamo, rutinario o non a contatto con l'ospite, ok? Quindi il parecchiare e sparecchiare la tavola piuttosto che rifare i letti. Stiamo inserendo delle figure, diciamo, di questo tipo. Stiamo applicando con investimenti importanti senza che contributi, perché stiamo investendo circa 1 milione di euro per, ad esempio, mettere dei sollevatori a soffitto per agevolare gli operatori perché alzino, diciamo, le persone e le ripongano a letto. Stiamo inserendo un armadio farmaceutico per alleviare quel lavoro diciamo, degli infermieri per mi passi il termine, sgranellare le medicine, quindi togliere quel tipo di lavoro perché si occupano più degli anziani. Stiamo lavorando, il sistema sta lavorando per tenere più le persone a casa, quindi l'assistenza domiciliare, ma anche qui tutto bello, tutti bei progetti, ma poi effettivamente sul territorio cosa mancano? Mancano le persone che ci vanno, quindi bisogna far capire bene quali sarà, perché poi tante persone, è vero che sono anche extracomunitarie e che abbiamo avuto e abbiamo la fortuna di avere, ma ci sono paesi da cui fra poco staranno meglio che in Italia, che le persone staranno lì, non verranno neanche più a fare questi servizi. Quindi mancano gli operatori italiani, mancano gli operatori anche, diciamo, dell'area europea, e quindi dovremo guardare più in là, però dovremo guardare, ma non con politiche di tappezzare qualche buco, ma con politiche strutturali che diano proprio la possibilità di persone che sono nel mondo, dico, e di portarle qui, di formarle e di occuparsi dei nostri anziani. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Signor Renzo ha ragione, perché io illustrarne proprio quella che è e situazione delle case di riposo e questi santi. E dopo da dire al sindaco di Abano, un plauso per non sperare. Mi Abano sta operato 2 volte, una dal professor Poreca, che lo ringraziamo per tutta la vita. Non avevo nessun fastidio, sono in casa come nuovo, avevo una bella assistenza, un bel ospedale, chi sta bene, la gente è cordiale, alla che non è gente giovinata, è la verità, perché ma mi dispiace non ben mai perché tornaria da nuovo da quanto ben che sono stato. E dopo Mirella, ti dico una roba sola, ti dico, ma senti sta roba che come che si può dire adesso, i soldi vanno i ricchi, ma il rispetto, l'educazione, l'umiltà, se non ce l'hai resti sempre solo un pezzente. È il discorso di oggi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che funziona solo chi i soldi, perché i problemi del paese li saremo da 30-40 anni e mi voglio risolverli, perché di vecchi non mi interessa nessuno. Però
sto verso un cammino, però con una soddisfazione che diventerà 5 euro, solo che ora dai stay, perché su una casa di riposo, uno che ha 600 euro al mese, dove gusto quel vada, ti metti in croce anche la famiglia, degli operai magari, che tocca sontare al nonno, al papà, a quello che sia. Bisogna costruire case di riposo efficienti e dare ai direttori delle case di riposo la possibilità di curare i suoi pazienti, i suoi ospiti. Questo c'è da fare. Lo saremo tutti, non occorre che ogni giorno parliamo del stesso problema da 30 anni. Non siamo mica solo vecchio, ma non sogno. Cosa vuol dire? Parliamo sempre delle stesse robe. Se la politica non vuole mettere a posto, la colpa è dei politici, non dei dottori o della gente che gestisce la casa di riposo. Se ne va materialmente i soldi per risolvere questi problemi, cosa fai? È una niente diversa, buttare in scoace e è finito. Questo è il discorso. Grazie Rinaldo, grazie, sei stato molto chiaro con le tue riflessioni, ti ringrazio. Il problema è che bisogna parlarne, continuare, perché il silenzio è quello che fa male, è quello che poi aiuta la politica ad andare avanti, tanto dopo che passa i bronto è una santa, ma dopo facciamo quello che vogliamo. Questo è il motivo della politica, ma noi ci siamo nel pezzo e lo diciamo tutte le mattine con questi ospiti che veramente cercano anche di risolvere certi problemi. Questi presidenti, questi sindaci hanno fatto l'unione. Sa, sindaco Barbierato, cosa dico ai sindaci che ho sempre ospiti tutte le mattine? Che secondo me siete troppo tiepidi, nel senso che voi avete gli eserciti che sono i cittadini che vi hanno eletto e sono quei cittadini che devono eleggere anche i politici e che se sono diventati famosi è merito di quella croce che viene messa in questa scheda. Però non vi ascoltano. Tutti i sindaci dicono ma noi diciamo i problemi che abbiamo, però ascolti zero. Ma quello che stupisce è che non conosciamo neppure questi parlamentari, non li conosciamo. E quando li chiamo, sa sindaco, perché Mirella chiama, quando mi sento dire ma che domande mi fa? Ma la scaletta? Chi sono gli altri ospiti? Buongiorno, grazie, il telefono. Cioè, ma capisce che siamo arrivati a un punto che dobbiamo rivedere veramente tutto, e siete voi quelli che avete i numeri, sindaci, siete voi che sapete dire quello che serve e non serve, e se non lo fanno dovete dirci il nome e cognome con cui avete parlato, segretari, sottosegretari, ministri, sottoministri, una pletora di gente che paghiamo, non sappiamo neanche chi è, poi ci ritroviamo delle cose assurde. Capisce, sindaco, che non ci stiamo più, che non andiamo da nessuna parte in queste condizioni? Prego, sindaco Barbierato. Allora, Mirella, ti faccio un esempio. Qui ad Abano nel 2021 abbiamo avuto un'alluvione che ha provocato danni per oltre 8 milioni di euro. 2021. Noi nel 2019 avevamo progettato degli invasi di laminazione che hanno l'obiettivo duplice di contenere il rischio idrogeologico, ma anche di fornire acqua nei periodi di siccità, quindi una doppia valenza. Un progetto da circa 7 milioni di euro, quindi inferiore ai danni fatti in un'ora di pioggia. Il PNRR incredibilmente non ha riservato a questi progetti un euro. Allora è evidente che noi possiamo anche, lo abbiamo detto in tutte le occasioni, lo ripetiamo anche oggi nel tuo spazio che ci dai, perché è una cosa che poi ti dicono il progetto tu non l'hai presentato, quindi le risorse non puoi chiedere. No, abbiamo presentato anche il progetto esecutivo, abbiamo investito soldi di cittadini, quindi siamo pronti solo per attendere il finanziamento del Ministero per contenere il rischio idrogeologico di una zona che non è solo popolata, ma è anche visitata da milioni di turisti ogni anno. Allora, zero risorse nel PNRR, 8 milioni di danni in 2 ore di pioggia. Allora io dico, se questi temi non raggiungono chi deve poi fornire risorse, perché i comuni non hanno queste possibilità, è evidente che c'è qualcosa che non funziona. I sindaci, tu dici, non protestano a sufficienza. I sindaci sono troppo abituati a lavorare ogni giorno e hanno poco tempo per fare
come dire, filosofia occuparsi della politica, perché questa dovrebbe essere una attitudine, un impegno di chi è lontano dai territori. Purtroppo questo collegamento territori, politica nazionale spesso è molto flebile, molto scarso, funziona solo nei casi di emergenza, ma nemmeno nell'emergenza, perché nel caso che ti ho detto è evidente che anche facendo due conti l'intervento costa meno di un evento che si verifica in 2 ore. Allora capisci bene che i sindaci sicuramente possono essere rappresentati dall'ANCI ed è lì che noi facciamo avere tutte le nostre richieste, le battaglie che facciamo, alcune le portiamo anche a casa, ma se non c'è questo collegamento fra territori e Roma o la regione, è evidente che i risultati sono molto inferiori a quello che un territorio ha bisogno. Fermo sindaco, qua la voglio, perché si passa sempre il cerino a livello nazionale, ma mi sembra che per quanto riguarda i diversamente giovani una buona fetta di potere ce l'abbia anche la regione. Me l'hanno detto i presidenti delle RSA che ho avuto ospiti. Allora è facile dire Roma, ma cosa ha fatto la mia regione per cercare di venire incontro a queste esigenze che conosceva, che abbiamo fatto convegni, incontri per far capire che così non si può più andare avanti? Presidente Chester. Beh, cosa ha fatto la Regione? La Regione ha fatto qualcosa, ma non è sufficiente perché, ripeto, la situazione è talmente grave e diventerà molto più grave, mi permetta di dire sempre sui numeri, che gli interventi che si sono fatti o che si prevedono di fare non sono sufficienti per risolverla. E questo si vede già oggi, cioè non è che dobbiamo aspettare il domani, ma il domani sarà più. Quindi bisogna veramente affrontare, e questo visto che ci sarà anche dei cambi, comunque ci sarà una nuova amministrazione in regione, dovrà affrontare il tema delle persone anziane in modo serio, analizzando i numeri e mettendo giù delle politiche per le persone anziane. Ma agendo, non parlando, agendo, bisogna agire. Assolutamente agire. Perché i soldi ci sono. I soldi io non so se ci sono, io non li vedo, però comunque ne vedo pochi. Cioè rispetto ai numeri, se servono 10, se ne stanno mettendo 2 e se si pensa di risolvere con l'assistenza domiciliare che va benissimo, se si pensa di risolvere con l'intelligenza artificiale va benissimo, però non è sufficiente. Elda da Marano, vai Elda. Ciao tesoro, sono Elda da Varago. Ah, Varago, scusa, Varago. Vai Elda. Sto ascoltando, no, volevo intanto ringraziare per l'argomento che state trattando, che è molto importante. Guarda che se ne parla poco in giro, fanno finta di non averlo capito. Io sono una delle tante, sai, sono qua da sola, ho anch'io 2 figli, ma sai, lavorano, hanno i suoi problemi e cerchi di arrangiarti, però come assistenza sociale, quelle robe là non funziona proprio. Prego Elda. Non funziona proprio. Sai che cosa? Quel signore là sta parlando delle case, come si dice, di riposo. Sì. Ho ascoltato un po', ma è molto difficile la situazione, perché l'anno scorso i miei figli avevano tentato, vista la mia situazione, ma non è facile avvicinarsi. Assolutamente sì, assolutamente sì, se mancano 10.000 posti, assolutamente sì, Elda. E poi dopo Mirella, anche il discorso dei soldi. Guarda che mi risulta che i comuni, io non so se fanno differenze a chi danno e a chi non danno. Cioè, è impossibile avvicinarsi, capisci? Sei fuori delle cifre pazzesche. Grazie Elda, hai fatto bene a chiamare il supporto a quello che stiamo dicendo, i numeri, quelli sono i soldi che hanno, con questi soldi dove vado? Non mi avvicino neppure. Prego Presidente Chester. Sì, no, è giusto per far chiarezza, oggi una persona, un anziano che entra in una struttura con il contributo regionale, quindi vuol dire che la situazione sanitaria è
molto compromessa, le rette viaggiano dai 1.900 ai 2.100 euro. Questa è un po' la situazione. Che sono costi, fra l'altro, come diceva lei, che dovrebbero essere aumentati, perché noi non è che possiamo mettere gli operatori che vogliamo, gli infermieri che vogliamo, ci sono anche delle norme da rispettare, è giusto che sia anche così. Fra l'altro sono anche sottopagati e questo concordo con lei. Detto questo, bisogna che qualcuno paghi il conto. Le 2.000 euro, se togliamo le 500 euro di contributo di accompagnamento, la quota di accompagnamento, restano comunque 1.500 euro. Quindi uno o ha la pensione a 1.500 euro, o pagano i figli, o comunque deve impegnare tutti i beni che magari si è fatto su una vita. Questa è la realtà. E sono aumentate negli ultimi anni, ma perché? Perché comunque, come dicevo all'inizio, l'inflazione, i costi energetici, io ho dei dati perché faccio anche qualcos'altro sulla vita, cioè l'energia elettrica è aumentata del 108% in 5 anni, il gas del 90%, adesso, oggi, in questo periodo qua, dobbiamo raffrescare le strutture e l'energia è aumentata del 108%. Quindi il contratto degli operatori delle cooperative, giustamente, che sono comunque ancora sottopagati, negli ultimi 2 anni sono aumentati del 15%, quindi a fronte di aumenti importanti la quota che la Regione ha aumentato non è sufficiente, quindi le due entrate sono o il contributo regionale o le famiglie. Quindi noi che gestiamo e che dobbiamo anche far quadrare i conti, perché alla fine abbiamo un bilancio noi di quasi 7 milioni e alla fine dell'anno dobbiamo farlo quadrare, metterlo se non altro a zero, dov'è che andiamo a prendere i soldi? Dov'è che andiamo a fare le efficienze quando il 75-76% di una struttura è personale? Andiamo a farlo sull'altro 25%? Benissimo, andiamo a risparmiare sull'altro 25%, ma non possiamo tirare troppo la corda, perché poi, sa Mirella, si parla molto di umanizzazione, ma l'umanizzazione costa, perché avere un direttore sanitario costa. Giustamente, perché sono figure professionali, avere operatori preparati e bravi costa, avere infermieri costa, cioè tutto quello, l'attenzione all'ospite, parliamo dell'investito su misura dell'ospite, di non fare delle case uniformate, io le chiamo cliniche perfette per il fine vita, teniamo fede a quella che è la nostra storia, le case dove l'ospite è sacro, è unico. Questo ha chiaramente dei costi maggiori. Però, o andiamo a scapito dell'umanizzazione? Allora, devo correre perché il tempo è tiranno, però lo dico anche al sindaco Barberato, che fa parte di un partito molto importante, un partito che siede in Parlamento, un partito che è stato al governo. Ma non le sembra che dovremmo avere più trasparenza su quelli che sono i soldi pubblici e come vengono spesi? Perché io quando sento, sindaco, che a un tizio qualunque, non sai neanche chi è, sono stati dati 4 milioni di euro per fare un film, dei film, mai realizzato, capisce bene che salto sulla sedia. Perché non sono i 4 milioni, ma quanti 4 milioni vengono dati a persone, soldi nostri, soldi pubblici, che non sai neanche chi sono, che non sai neanche che fine fanno questi soldi. A noi chiedono la rendicontazione, a noi volontariati, e guai se Sgarri ti eliminano, e poi sentiamo queste cifre. Capisce che i soldi pubblici sono soldi fatti da lavoratori che si fanno anche un mazzo così. Quelli che lavorano veramente sono sottopagati e noi vediamo queste schifezze, scorte, degli stipendi assurdi, delle cose veramente incredibili, ma non sono quelli i problemi. Perfetto, allora tu fammi il conto totale di questi e poi vediamo se questo è un problema, perché non è vero che non ci sono i soldi, ce ne sono una montagna di soldi, sindaco, e lo dico anche al Presidente. Il problema è che sono gestiti da persone che veramente, come si dice, buttano l'acqua nel pozzo. Dove vanno a finire? A chi vengono dati?
Io non riesco a capire dov'è la trasparenza dei soldi, le tasse, quanti soldi sono arrivati in regione. Bene, la regione mi deve dare dall'A alla Z di tutti i soldi che sono stati spesi, il bilancio, il famoso bilancio. Ma chi è che legge il bilancio regionale? No, il Presidente fa, io vorrei anche che questo bilancio fosse spiegato, perché è facile dire è stato approvato il bilancio. Presidente, è stato approvato il bilancio? Bene, quale bilancio? In forma semplice magari. Forma semplice magari. Ma non sa. Di solito si complicano quando si parla di numeri, non si semplificano. Sindaco, poi andiamo in pubblicità. Cosa ne pensa? La trasparenza su quello che è l'entrata e quella che è stata l'uscita. E dov'è l'uscita? Chi hai dato queste uscite? È là che ti voglio a vedere cosa ha fatto il politico di turno che si vanta. Ho fatto tutto io, sono il migliore del mondo, non c'è migliore di me, non c'è nessun altro. No, io giudico in base... Ma non li vediamo, non c'è trasparenza. Non c'è, sindaco, prego. Sì, guarda, credo sia molti anni che osserviamo alcune cattive abitudini di come si spende il denaro pubblico, soprattutto dove ce n'è di denaro pubblico, perché sai, sui comuni facciamo fatica a arrivare a fine mese, quindi c'è poca scelta e ci sono molte anche voci che stanno aumentando. Tieni presente che noi abbiamo sempre più persone che fanno fatica a pagare le utenze, sulle quali fin dove possiamo diamo dei contributi, fanno fatica a trovare casa, non c'è una politica abitativa nazionale che tenga conto che anche il tema casa è un tema esplosivo. Un semplice divorzio, una semplice separazione provoca sicuramente in una famiglia molti problemi, più di quelli che si pensano. Allora, quando si leggono certe cifre buttate via a Roma, naturalmente il nervosismo aumenta, perché sui territori abbiamo pochissime risorse e quelle che abbiamo dobbiamo scegliere bene dove allocarle, dare delle priorità alle persone che stanno male, prima di tutto, che soffrono, alle famiglie che non arrivano a fine mese. Quindi è evidente che quando si leggono queste notizie, purtroppo non da adesso, ma da parecchio tempo, c'è anche la disaffezione verso la politica, perché poi naturalmente il cittadino generalizza e se la prende con tutti, anche con chi magari non ha nessuna responsabilità. Per forza tutti passano il cerino, non capisci mai di chi è la colpa. Nonostante il cambio di governo, continuiamo a leggere certe cattive abitudini. Significa che ormai si sono annidate in una determinata ambiente, che è quello romano. Chiunque arriva lì non riesce a invertire la tendenza e quindi si assiste impotenti e purtroppo con grande disaffezione verso la politica a tutte queste dinamiche. Abbiamo Mirella da Riese, poi andiamo in pubblicità. Veloce Mirella, vai. Mirella? Pronto? Allora andiamo in pubblicità, poi vediamo se riprendiamo Mirella. Pubblicità. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa il sindaco, questo cambiamento regionale che fra poco andremo, come la vede, cosa succederà. Quando andremo non si capisce neppure quando si va a votare, perché è poltrone, e careghe, famose careghe. Sindaco, come vede lei la situazione? E i giovani sono stati coinvolti? Si cerca di fare anche quello che è anche un cambiamento culturale anche a livello scolastico della politica. Sa che io darei il voto ai sedicenni e il problema è chi ha paura di dare il voto, perché cambierebbe il paese secondo me. Allora dicono non sono preparati perché il sessantenne si prepara. Perfetto. Sindaco, mi dica. Allora guarda Mirella, io guido una coalizione di centrosinistra, non sono di un partito, vengo dal mondo dell'impresa, per cui sono già al secondo mandato e terminerò, spero, con lo stesso impegno con cui ho iniziato. Sicuramente le prossime regionali hanno sempre una logica di fondo e che le segreterie dei partiti condizionano un po' tutto, quindi anche chi ha buona volontà, anche chi ha fatto bene, anche chi
si è dimostrato all'altezza della situazione, non è automatico che abbia una possibilità di mettersi in luce in contesti regionali o nazionali, perché sappiamo bene che poi i partiti sono i contesti che decidono le candidature e quindi è uno di quei motivi che allontanano le persone dalla politica, perché spesso queste decisioni vengono prese senza conoscere bene l'operatività dei territori, senza conoscere quello che si è fatto e quant'altro. Sicuramente le regionali apriranno uno scenario nuovo, perché naturalmente il dopo Zaia sarà pieno di insidie, anche perché il bilancio regionale dovrà essere sicuramente rimpolpato, perché le risorse non bastano più, e quindi anche il tema della famosa addizionale IRPEF, che la Regione Veneto penso sia l'unica insieme alla Basilicata a non avere, dovrà trovare attuazione, dovrà trovare una realizzazione per trovare quelle risorse che oggi il bilancio regionale necessita e che ad oggi non hanno trovato questo sbocco. Quindi sarà una partita completamente nuova rispetto al passato. Io mi auguro che chiunque interpreterà questo ruolo sappia interpretarlo sapendo quelle che sono le esigenze. La Regione, buona parte del bilancio regionale è per la sanità, quindi è evidente che vanno fatte scelte coraggiose, ma soprattutto scelte di aumentare le risorse, perché altrimenti con quelle che ci sono si fa sempre meno. Ha fatto bene a dirlo le segreterie, io lo dico tutte le mattine o quasi, Sindaco, che siamo purtroppo sotto scacco delle segreterie che decidono chi, come e quando. E soprattutto quando sento queste macchine da guerra di voti. Ecco, metto questo perché sono macchine da guerra di voti. Io direi a casa che quando sentite macchine da guerra cominciate a dire: ma questo per me cosa ha fatto? Questo ha avuto dei risultati? Cioè dovete anche voi fare il tema a casa prima di votare, dovete stare molto attenti, dovete dire: io ho visto, come facciamo con il sindaco, chi è quel sindaco? Ah no, è bravo, mi saluta, è educato, si comporta bene, ha fatto volontariato, lo premio. E le liste civiche sono nate così e sono diventati sindaci persone sconosciute, ma persone che hanno seminato bene, che sono state rielette, molte donne, anche da parte della figura femminile abbiamo visto veramente un ricambio con la lista civica. Dopo, siccome che i partiti se furbi e i segretari se furbi, mette avanti la lista civica, ma la Drio che gli era euro, perché hanno capito che la lista civica funzionava. Perciò vi dico attenzione. Però andiamo anche a sentire, perché è giusto sentire anche i numeri, andiamo a sentire questo convegno anziani RSA, andiamo a sentire. 380.000 ultraottantenni in Veneto che diventeranno 680.000 nel 2050, invecchiamento della popolazione, denatalità, approntare delle serie politiche per affrontare la questione anziani rappresenta la grande sfida del futuro. A lanciare l'allarme da tempo le strutture di assistenza in grande difficoltà per una carenza di personale ormai drammatica. E se non facciamo da subito una politica di immigrazione guidata, noi avremo una situazione che è il collasso. Già oggi in Veneto mancano 3.000 operatori solo per le strutture per anziani, immaginatevi quanti ne mancheranno nel 2050. Non c'è un centesimo nel PNRR, quando questo provvedimento ha finanziato campi di padel, piazze e opere inutili. Quindi il problema non siamo noi, il problema è la politica. A Castelfranco un convegno per fare il punto tra rappresentanti istituzionali, esperti del settore sociosanitario, accademici ed operatori per delineare le traiettorie evolutive dell'assistenza agli anziani in un contesto demografico, normativo e tecnologico in rapido cambiamento. È chiaro che bisogna pensare a forme diverse, dal co-housing al villaggio solidale alla presa in carico domiciliare utilizzando la domotica. Queste sono le realtà future che poi sono il dopodomani, per cui credo che ci sia questa evoluzione, mantenendo ovviamente in piedi anche i centri servizi, cercando di lavorare in modo collaterale e per dare una risposta a 360 gradi.
Durante il convegno sono stati presentati i risultati dell'indagine realizzata da SeniorNet sui bilanci degli enti che dopo le negatività del 2022 per la crisi energetica sono migliorati. Il tema però dell'equilibrio economico-finanziario dei centri di servizio resta un tema centrale. Sottolineo questo dato perché se disaggreghiamo e andiamo a vedere il solo risultato della gestione caratteristica, allora gli enti che chiudono in negativo sono molto di più. Il convegno in un capannone di una cooperativa sociale che qui realizzerà una nuova lavanderia a servizio delle RSA, dando lavoro in un circuito virtuoso a persone con disabilità. Qui ci sarà un nuovo sito produttivo che darà lavoro a altre 100 persone. Noi siamo una cooperativa di tipo B di inserimento lavorativo, oggi occupiamo circa 300 persone e fatturiamo 20 milioni di euro e questa sarà la location per altre 100 persone, che però sono 100 persone che sono all'interno degli inserimenti lavorativi, sono disabili e sono di fatto le persone che le aziende oggi non vogliono. Abbiamo Roberto da Padova. Ciao Roberto. Ciao Mirella. Allora, io ho vissuto 40 anni ad Abano, devo fare i complimenti al sindaco in questo caso. Io ho mia mamma che abita ad Abano ed è servita, direi abbastanza bene, per non dire un po' di più anche alle volte, nei servizi sociali, nelle esigenze della famiglia. Lei vive da sola, è invalida al 100% e c'è un servizio sociale che diciamo funziona abbastanza bene, direi anche rispetto alla media molto bene. Per esempio nel comune in cui vivo io, proprio i servizi sociali, è meglio che mettiamo una pietra da sola, perché uno fa prima attaccarsi una pietra al collo, buttarsi solo al ponte perché bisogna tagliarsi le vene per l'uomo. Una cosa che non capisco: ad Abano e a Montegrotto ci sono circa 10 alberghi dismessi. Perché non vengono sequestrati, restaurati e invece di essere venduti ai fondi americani fare case di riposo per anziani? Perché? Perché l'hotel Orologio dopo 50 anni oppure dopo 30 anni che è dismesso con un valore decine di milioni di euro viene svenduto a 3 milioni di euro e non si poteva fare in questi 40 anni qualcosa che servisse alla città, agli anziani, alla gente? La gente non vede la politica che parla con i cittadini. Faccio una proposta. Si parla tanto di professionalità. Nella politica oggi ci vogliono i manager, allora si mandano al Politecnico a Milano, al Politecnico di Roma, al Politecnico dove vuoi, a studiare in America e li mettiamo a capo della città, manager preparati a quello che... I sindaci, io non dico niente, ma i sindaci politici di oggi non sono preparati purtroppo tecnicamente. Non è che io voglio sminuire il sindaco perché alle volte non è neanche colpa sua, ma ci sono delle persone che hanno delle capacità perché hanno studiato, che possono arrivare dove non arrivano altre persone. Quindi i partiti politici o si attrezzano e si adeguano ad avere dei manager che le guidano nelle città a contatto con la gente, oppure, siccome il cittadino non ascolta perché nessuno glielo dice, non ascolta il politico, e questa è una cosa, vediamo quanta gente va a votare, no? Cioè, contiamo quanta gente va a votare, e ne andrà sempre a votare sempre di meno. Una domanda che rivolgo al sindaco, se gentilmente può rispondere: come mai questi alberghi dismessi negli anni non sono stati ripresi e fatte case di riposo da parte dei comuni, non da parte dei fondi americani che metteranno le tariffe giornaliere o mensili a 5.000. Molto 6.000, chiaro Roberto, devo chiudere perché sennò non riesco a farti rispondere dal sindaco. Prego sindaco Barbierato, grazie Roberto. Guarda, ringrazio per la domanda, è un tema molto complesso questo, il tema degli alberghi dismessi riguarda Abano ma riguarda anche altre località turistiche. Gli alberghi dismessi sono di proprietà privata, quindi serve una volontà privata per mettere a disposizione eventualmente delle
amministrazioni che però non hanno le risorse per acquisirli. Allora è evidente che un comune cosa può fare? Noi l'abbiamo fatto nel piano di assetto del territorio, abbiamo specificatamente previsto, dopo moltissimi anni, una norma particolare che prevede la possibilità di fare un accordo pubblico-privato per riqualificare o rigenerare le strutture dismesse, anche cambiando funzione. Questa è una possibilità che ora abbiamo nel nostro territorio, dove però, ripeto, ci vuole la volontà dei privati, perché naturalmente le amministrazioni comunali non hanno le risorse per acquisire tutti gli alberghi dismessi, nemmeno possono farlo perché andrebbero in cerca di grane con la Corte dei Conti, per cui è evidente che questo aspetto ora ad Abano urbanisticamente può essere affrontato, prima non c'era questa possibilità. Ripeto, ci vuole la volontà dei privati, perché tutte le strutture di cui stiamo parlando, che ad Abano sono 5-6, sono tutte di proprietà privata. Sulle case di riposo da trasformare gli alberghi a case di riposo siamo disponibili, l'abbiamo detto pubblicamente, a un confronto con gli operatori. Alcuni si erano anche appalesati prima del Covid proprio per capire come poter trasformare un edificio legato all'alberghiero in una residenza eventualmente per anziani. Il problema è che mancano le quote e quindi chi fa questi investimenti li fa solo dove ci sono quote. Ormai quote disponibili per abbattere il costo delle rette nelle case di riposo non ci sono più, i piani di zona non le hanno più, almeno qui in provincia di Padova, e quindi è un aspetto sul quale poi anche gli investitori che vogliono cimentarsi con questa possibilità devono poi trovare la disponibilità di quote, perché abbiamo sentito senza una quota di contributo da parte dell'ente pubblico, regione in questo caso, non è possibile prevedere delle case di riposo che possano sostenersi, perché le famiglie avrebbero un onere troppo alto che non riuscirebbero a sostenere. Già adesso fanno fatica col contributo. Quindi è una tematica molto particolare, molto complessa. Noi abbiamo aperto al dialogo per cambiare le destinazioni anche con queste funzioni. Ripeto, ci sono dei limiti legati alle risorse disponibili per le rette, che oggi, ripeto, le quote per abbattere le rette di degenza nelle case di riposo non ci sono più nuove quote, e quindi anche chi deve investire deve fare i conti con questa mancanza di risorse. E torno al punto di prima: la Regione ha l'obiettivo, spero realizzabile nel prossimo mandato, di aumentare le risorse che mette a disposizione della sanità, e anche per queste ipotesi. Vede Sindaco, il problema è che tutta la politica, quando sono arrivati i fondi del PNRR, che erano soprattutto destinati al terzo settore che vuol dire quello di cui stiamo parlando, sono stati deviati. Allora, nel mio territorio sono sorte 17 case di comunità. 17. Cosa costano queste case di comunità? Vuote? Chi ha costruito queste case di comunità? Come sono state pagate? Da chi? 17 solo nel nostro territorio. E poi sentiamo che ci sono questi alberghi dismessi dei privati che basta pagare, Sindaco. Cioè il privato mette in vendita e tu paghi se hai le risorse. Come abbiamo trovato i 4 milioni da dare per un film mai realizzato, pensate quanti, lei sorride, Sindaco, mi viene da piangere, perché io domani ho queste figure che vengono al Banco Solidale, ha capito, Sindaco? Io le ho queste figure che mi fanno una pena terribile, che mi chiedono con le lacrime il letto di caffè, il pacchettino di caffè, o latte, che non hanno neppure la possibilità di prendersi. Allora capisce che dobbiamo iniziare a fare i nomi e cognomi. Chi ha fatto questo e dove sono andati a finire i soldi del PNRR? Cosa sono stati fatti e come sono stati spesi? Presidente, è tanto difficile fare 1 più 1? Sembra di sì.
che le cose semplici e logiche sia difficile, ma probabilmente non so se è ignoranza o se è voluto, ma in ogni caso è grave. Io ho visto prima il presidente dell'Uripa Volpe che lo afferma ogni volta che lo sento, che il PNR ha messo 0 per le case di riposo. Ecco, questo è un esempio. Se avessimo dato i soldi, dico, io lo faccio anche semplice, ma poi gli altri li complicano, per acquisire degli edifici esistenti e trasformarli in case di riposo, che ne abbiamo una grande necessità perché è sui numeri, probabilmente avremo delle case di riposo e soddisferemo comunque in miglior modo l'esigenza che c'è oggi in questo settore. Questo è quello che posso dire io. Poi qualcun altro decide. Mirella da Riese ha ripreso la linea, vai Mirella. Sì, ciao Mirella, buongiorno, sono ospite. Voglio dire una cosa, allora no, tu sai che prendo una reversibilità piccola, comunque dovevo pagare le rate del gas d'inverno, no? E allora no, il primo mese ho pagato io intanto la prima rata, però se non ce la fai sono andata all'ISEE perché era venuto fuori che c'era il buono che andava sulle bollette, un po' di sconto, no? E insomma sono andata all'ISEE, ho fatto la certificazione là e tutto quanto è più di 3 mesi che aspetto che sulla bolletta ci sia un sconto o qualcosa. No, devo pagare ogni mese le rate e dopo vivono i soldi, cioè da pagare ogni 2 mesi della bolletta. Insomma, devo pagare a rate e non arriva niente di bonus, niente di niente. Devo fare salame le giornate all'ISEE di una roba dell'altra, dest'altra e dopo sono a questo punto. Devo pagare ogni mese 200 euro, che arriva fino a 600. Cara Mirella, un grande abbraccio Mirella, grazie anche per questa importante testimonianza che fa Mirella non solo questa mattina. Questi sono i soldi che hanno in tasca e con questi devono vivere e pagare certe cifre, come ha detto lei prima Presidente. Sì, abbiamo sentito i numeri, però dopo l'energia costa e dobbiamo pagare le bollette o no? Perché va tutto bene. Madama la Marchesa, ma alla fine i conti? Alla fine sul filmato c'era diciamo, la cooperativa che serve, cioè, che ci fa il servizio di lavanderia. È chiaro che quel servizio là, i indumenti degli anziani vengono lavati con delle macchine che consumano energia e quindi è evidente che i costi sono aumentati, 108% in 5 anni l'energia, quindi a quella cooperativa là che fa un lavoro egregio perché dà lavoro alle persone che sappiamo, gli sono aumentati i costi, quindi come non darglieli quando vengono, perché sono sui numeri che hanno maggior costi, quindi tutto aumenta, ma quello che non aumenta poi è sul do il lavoro anche ai fragilità, però dopo devo pagare. Questo. Allora andiamo a vedere, ecco, chiudiamo questa prima parte con questo bel servizio, andiamo a Padova, parliamo di turismo, visto che si è aperta la bella stagione e abbiamo il sindaco di Abano Terme, convegno turismo Colli Terme, andiamo a sentire. Un nuovo ritmo del turismo, questo è il titolo del convegno organizzato da Venix Promex al Castello di San Pelagio, 2 Carrare in provincia di Padova, un comparto importantissimo per il territorio dei colli e delle terme che è in continua evoluzione. Se noi pensiamo alla lentezza, diciamo a questo turismo lento, non come aspetti negativi ma come un valore aggiunto al turismo, siamo nella strada giusta e come ben diceva lei qui ad esempio al Museo dell'Aria di San Pelagio, che possiamo considerare come una destinazione fuori dalle grandi città, ecco questo è uno degli obiettivi che incontri come quelli di oggi si prefiggono, cioè quello di far sì che questo turismo, che ovviamente se pensiamo alla città di Venezia non serve certo che noi l'andiamo a promuovere, ma noi dobbiamo promuovere tutti quei siti immeritatamente chiamati minori, ma che rappresentano l'eccellenza della nostra realtà veneta. Un momento di confronto e approfondimento per capire i cambiamenti che il turismo sta vivendo, dalle scelte dei clienti al sempre più massiccio utilizzo dell'intelligenza artificiale.
I comportamenti dei viaggiatori stanno cambiando, già in Europa circa il 20% dei viaggiatori usa già strumenti di intelligenza artificiale per pianificare, lasciarsi ispirare e anche prenotare esperienze e viaggi. Negli Stati Uniti è già il 40% e questa è una grande minaccia perché sta cambiando tutto il marketing e il web marketing che abbiamo imparato negli ultimi 15 anni, ma è una grande opportunità per i territori e gli operatori che hanno dei nuovi canali per raggiungere i nuovi viaggiatori tecnologici, che tra l'altro sono anche un pubblico interessante. I turisti non sono più villeggianti, ma alla ricerca di un'esperienza autentica. Non si chiede più una vacanza, si chiede un'esperienza in un territorio, e le terme e i colli associati assieme danno esattamente questo. Qualcuno dice il benessere, anche stare qui al Castello di San Pelagio uno esce che sta meglio, e anche questo è benessere. Ma chi è più bello di noi? Ma avete visto che posti abbiamo a 2 passi da casa? Ma vi rendete conto? Sindaco, allora come ci saluta? Con quale messaggio ci lascia? Prego, Sindaco. Il messaggio è naturalmente il turismo negli ultimi 20 anni è cambiato repentinamente ed era un settore che era abbastanza tradizionale, viaggiava sempre in una linea piana. Tutti questi cambiamenti nell'offerta, nei gusti dei turisti, nella durata sempre più breve ma più frequenti i viaggi, costringono anche ad avere delle politiche nuove di promozione del territorio. È vero, abbiamo tantissime cose da far vedere, dobbiamo impegnarci di più in una promozione unitaria. Noi speriamo di avere a breve la nascita di una fondazione che dovrebbe mettere insieme tutti gli operatori per fare qualcosa sulla destinazione Terme Colli, evitando le parcellizzazioni, le iniziative per quanto valevoli ma singole di tutti i comuni, quindi avere una promozione accentrata, risorse accentrate per promuovere meglio il nostro territorio con linguaggi diversi, con emozioni da far scoprire anche di luoghi poco conosciuti, e quindi questo è un tema sul quale dovremo impegnarci nei prossimi mesi, perché continuare ad andare via ognuno per la propria strada ormai non paga più. Dobbiamo far sistema, e credo che la nascita di una fondazione che noi stiamo costruendo e che spero trovi la sua realizzazione a breve dovrebbe essere la risposta giusta per mettere insieme risorse, territori e quindi cercare di ottimizzare tutto quello che il territorio propone, che va scoperto ma che non è secondo a nessuno. Grazie veramente, grazie a Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme, di essere stato con noi. Buon lavoro, sindaco. Grazie, buon lavoro anche a voi. E grazie di essere stato ospite, mentre Renzo Cester, presidente residenza per anziani Motta di Livenza, rimane con noi. Oggi abbiamo 370.000 anziani ultra ottantenni in questa regione, nel 2050 saranno 640.000. Vuol dire che, citando l'esempio di Bassano, passeremo da 3.000 a oltre 6.000. E quindi si fa presto capire come il tema della non autosufficienza, che porta in seno un'età media di 85 anni, sarà il problema di questo Paese. Sempre più anziani, sempre più soli, con pensioni da rivedere al ribasso e una grande responsabilità per la società.
L'equazione è di facile lettura, ma di grande impatto in un futuro ormai prossimo. Il problema dell'assistenza agli anziani da qui ai prossimi 20 anni è un problema primario per la società in generale. In particolare anche per Bassano, perché Bassano non si esime da questo bisogno. Che questo sia un bisogno primario è ormai sotto gli occhi di tutti, ma l'evidenza va a braccetto con l'assenza di progettualità e investimenti da parte del pubblico. Ci stiamo svendendo al privato, non stiamo investendo risorse, facciamo sicuramente delle bellissime piste da bob, ma non investiamo in una che è e sarà tra le più grandi emergenze del Paese tra qualche anno. Quindi questo a ricaduta verrà su tutti i territori. Bassano non sarà esente. A Bassano c'è una situazione che è addirittura esemplare, con un istituto che gestisce le case di riposo e quella che si vorrebbe mantenere a livello di eccellenza, che è invece nel mirino di molti. Abbiamo una grossa scommessa che la casa di riposo che io conosco meglio di tutti è la casa di riposo Villa Serena, dove noi come cooperativa stiamo gestendo il nucleo con 106 ospiti in attesa di notizie, in attesa di decisioni di che farà il pubblico l'amministrazione sui rimanenti posti che attualmente sono vuoti. A questo punto diventa fondamentale capire prima di tutto se l'intervento del privato nella gestione degli anziani sia applicabile all'esperienza di Bassano e le prospettive future del pasticcio antico del piano Mar, con l'ipotesi della creazione di strutture per anziani nell'area in cui dovevano sorgere abitazioni, pone sul piatto domande importanti sui rapporti fra pubblico e privato. Io sono assolutamente contrario all'intervento del privato in questo settore per un semplice motivo, non certo perché non sono un antiliberale, ma semplicemente perché il privato quando interviene nel peso della retta ci deve andare il rientro dell'investimento e l'utile d'impresa. Questo ricade sulle rette e quindi a maggior ragione io dico ai sindaci: state attenti a pensare che il privato sia la soluzione al vostro problema. Allora, prima di commentare questo importante servizio di quello che ha discusso il Presidente Volpe, che abbiamo avuto ospite la scorsa settimana, un Presidente come piace la Mirella, che non appelli sulla lingua, che dice i numeri che ci sono, quello che lo preoccupa e quello che si potrebbe fare, come ha fatto anche il Presidente Cester, che è rimasto con noi perché è un argomento al quale io tengo moltissimo. Parlare di queste figure se ne parla talmente poco, guardate che è utile invece iniziare a parlarne. Però prima di commentare questo servizio saluto anche Alice Vendramin Bandiera, Presidente ADOCES, Associazione Donatori Cellule Staminali, veramente molto importante, ci spiegherà anche dal suo punto di vista com'è la situazione, che ringrazio di essere qui ospite. Grazie Presidente. Allora, Presidente Cester, abbiamo sentito Volpe, abbiamo sentito i numeri, cosa si potrebbe, cosa non si dovrebbe fare, come commenta? Beh, intanto i numeri che ha dato il Presidente Volpe sono inconfutabili, cioè parla sempre molto chiaro, io sono anche perfettamente in linea perché poi noi guardiamo, penso da imprenditori, i numeri e questi sono i numeri, cioè c'è l'incremento, io ho dei numeri, è pazzesco quanto saranno le persone nei prossimi anni, quanto sarà l'aumento degli ottantenni. Bene, ma dall'altra parte diventa un problema per le nostre strutture. Ha accennato alle strutture private. Beh, io da imprenditore, quindi da privato, dico che state attenti sindaci, state attenti sistema politico, perché comunque i privati devono fare utili e devono pagare tutti i costi. E secondo il mio punto di vista lo faranno, se questo dovesse succedere, a scapito di quella umanizzazione delle cure, Mirella, che io dicevo anche prima, a cui noi dobbiamo tendere proprio per onorare la nostra storia, i nostri anziani, che comunque sono quelli che ci hanno regalato quello che oggi, bene o male, questa società che stiamo vivendo. Quindi andrà... Perché le società poi, dove l'obiettivo non è il benessere dell'ospite, ma bensì la marginalità, okay, dovranno necessariamente standardizzare e non fare dei vestiti su misura, dovranno ospedalizzare, cioè oggi le faccio un esempio perché a me piace anche fare degli esempi concreti. Nella nostra casa i familiari entrano, diciamo,
diciamo a qualsiasi ora, possono anche collaborare a dar da mangiare all'ospite, al caro che magari, al marito che hanno vissuto 60 anni assieme, come domenica mi diceva una signora. Se arrivano queste strutture faranno dei orari ben determinati, in modo che i familiari, che sono le telecamere attive, dico io, se sono lì tutto il giorno, sono le nostre telecamere, faranno degli orari ben definiti dove andare a trovare gli ospiti verranno, diciamo, preparati benissimo, ok? E quindi ci sarà un'uniformità, una standardizzazione. Quindi l'umanizzazione di cui oggi stiamo parlando mi passi il termine, andrà a farsi benedire proprio. Ha capito perché voglio parlarne? Per fare prevenzione è meglio che curare. Che vengo dal privato, dico attenzione, attenzione. Questa è prevenzione. Antonio da Padova, vai Antonio. Sì, pronto Mirella? Sì. Buongiorno a tutti. Ciao Antonio. Bene. Io volevo farmi una domanda, mi faccio sempre delle domande. Tutti i ministeri che abbiamo in Italia, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro, il Ministero delle del Bene Sociali, Ministero dell'Ambiente, Ministero della Sanità. Tutti questi ministeri qua vengono tagliati. Che strano. E io di questi ministeri qua non conosco neanche un ministro. Lo sapete il ministro che conosco che c'è in Italia? Il ministro della Difesa, Crosetto, che ha ottenuto dalla Meloni 5% del PIL, che risulta come 100 miliardi all'anno, per il riarmo. Ma allora, se io sono il ministro della salute, mi dico, ma come? Il mio ministero me lo tagli e te Meloni dai tutti quei miliardi, li dai a Crosetto per le armi. Ma così anche quello dell'istruzione, anche quello della società, anche quello del lavoro. Ma come? Se fossi del lavoro direi alla Meloni, ma come? C'è crisi del lavoro e tu i miliardi, anziché darli alla gente per sbassare le tasse, le dai alla NATO. Ma allora tutti questi ministri, invece che salvaguardare i loro ministeri, per quale motivo che tacciono? Ma un ministro cosa serve, Mirella, un ministro? Cosa serve a dire sì o dire no? Te il mio ministero me lo devi lasciare, anzi a me mi servono miliardi per la salute, no, niente. Tutti questi miliardi qua vanno solo a Crosetto. Perché? Perché tutti quegli altri ministri stanno zitti. Buongiorno e grazie. Abbiamo sentito le riflessioni di Antonio, ognuno a casa faccia le sue, però prima di presentare Alice Vendramin Bandiera, questa presidente che sta cercando di fare il bene della comunità con queste cellule staminali, andiamo a vedere proprio questo video, imparate, capite cosa sono le cellule staminali. Andiamo a vedere. Il nostro corpo è costituito da miliardi di cellule. Si stima che un maschio adulto di 70 kg sia composto da circa 100.000 miliardi di cellule ed ognuna di esse si è sviluppata ed è cresciuta per svolgere compiti e mansioni specifiche. Le cellule possono costituire i vari tessuti di cui siamo composti, come la pelle, gli organi interni, i muscoli o il sistema nervoso, oppure possono svolgere compiti più specifici, come i globuli bianchi che ci difendono dalle invasioni di virus e batteri. Ma tutte queste cellule altamente specializzate derivano da un tipo di cellula originario chiamata cellula staminale, cioè una cellula indifferenziata alla quale il nostro organismo non ha ancora assegnato una struttura o una funzione specifica, ma che ha il potere del tutto particolare di replicare se stessa o di trasformarsi in uno dei 200 tipi diversi di cellule che compongono il nostro corpo. Proprio per questa loro peculiare caratteristica, le cellule staminali hanno trovato diversi usi e applicazioni mediche e vengono comunemente utilizzate per il trattamento di diverse malattie. È il caso delle staminali del sangue, chiamate cellule staminali emopoietiche o CSE. Le CSE
sono cellule contenute all'interno del midollo osseo, ovvero il tessuto molle che si trova nell'interno cavo di tutte le ossa che compongono lo scheletro umano e che non va assolutamente confuso con il midollo spinale, che è un'altra cosa. Il nostro corpo utilizza le CSE per produrre quotidianamente milioni di cellule del sangue, come globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Capita a volte però che queste cellule si ammalino, causando malattie molto gravi, come leucemie, linfomi, mielomi, tumori infantili, malattie ereditarie come anemie e talassemie e molte altre. Quando queste malattie non sono curabili con le terapie convenzionali, si deve ricorrere al trapianto, rimpiazzando le cellule del midollo malate con cellule staminali emopoietiche di un donatore sano e compatibile. Le cellule staminali necessarie per il trattamento di queste malattie si possono ottenere solamente tramite donazione, che può avvenire in 3 modi diversi. Il primo è la raccolta di CSE da sangue periferico, chiamata anche staminoaferesi. Ogni individuo presenta normalmente nel proprio sangue periferico una quantità di cellule staminali molto bassa, ma grazie alla somministrazione di alcune sostanze chiamate fattori di crescita si possono indurre le CSE a riprodursi e a uscire dal midollo osseo, entrando in circolo nel nostro sangue, permettendoci così di raccoglierle in quantità sufficiente tramite un prelievo di sangue venoso, detto appunto staminoaferesi. Questa procedura è la più comunemente utilizzata e si effettua in un centro trasfusionale. Il secondo metodo è quello del prelievo di CSE da midollo osseo, non spinale, che avviene in sala operatoria previa anestesia locale o generale con prelievo delle CSE midollari. Allora Presidente, intanto complimenti per questa parte del video molto importante dove è stata spiegata in maniera anche molto semplice. Penso che anche voi a casa avete gradito e capito l'importanza di queste cellule staminali. Prego Presidente, cosa ci racconta questa mattina? Allora, questo è un video che è storico ormai perché lo utilizziamo nelle scuole e riceve sempre molta attenzione. È molto semplice e spiega in maniera così facile per tutti, anche per i ragazzini delle medie, cosa sono le staminali. Alla fine del video è logico che si propone anche di pensare a questi giovani di diventare donatori. Non si dona più il midollo osseo, si donano le staminali periferiche dal braccio come una donazione. La difficoltà è lo ripeta perché le posso assicurare che a casa non lo sanno in molti, che non è più il prelievo di una volta, ma una volta si usava la donazione del midollo osseo col prelievo dalle ossa del bacino, quindi era un intervento un po' invasivo, si faceva in una ematologia specializzata. Ora da qualche anno a questa parte si donano nel 90-95% dei casi le staminali con un prelievo del braccio, quindi è una cosa che non è invasiva, non fa paura ai giovani, no? Bisogna però che i giovani la conoscano. Noi andiamo nelle scuole, andiamo a fare le serate nei gruppi scout eccetera, perché non tutti lo sanno, hanno ancora il timore, parlano del midollo, addirittura non sanno neanche differenza midollo spinale, midollo osseo, e quindi qua c'è da lavorare tanto. Però noi continuiamo a farlo perché riteniamo che questo sia un dovere nostro, di farlo con i giovani. I giovani sono il nostro futuro, c'è poco da fare. Si è parlato di anziani prima, ma dobbiamo parlare e rivolgerci anche ai giovani che molto spesso sono sensibili, sono attratti da queste novità. Parliamo di staminali, è il futuro la staminale. La staminale sarà, fra pochi anni avremo la stampa delle cellule staminali in biologia, quindi è un mondo che si apre, è un mondo che è il futuro veramente anche nei trapianti, ma noi partiamo proprio dall'inizio, da un disegno animato per spiegare l'importanza delle cellule staminali che tutti possono donare. È molto difficile trovare la compatibilità perché fra individui è 1 su 100.000 e un familiare che non è compatibile col proprio fratello, pensate che solo su 4 fratelli, solo uno può essere compatibile, e non tutti hanno 4 fratelli in questi anni qua, bisogna rivolgersi ai donatori esterni che si sono messi a disposizione iscrivendosi presso il registro, che è il nostro registro nazionale IBMDR. Questo noi chiediamo ai giovani. Allora, Presidente, quello che mi preoccupa è che ho avuto ospite una coordinatrice dell'AIDO, la quale era molto preoccupata perché dalle rilievi che hanno fatto, nel momento della carta d'identità che viene fatta quando fai 18 anni, non c'è donazione da parte dei giovani.
mancano i numeri, hanno paura. Questo l'ha detto, era seduta dove è seduta lei, e questo preoccupa molto. E questo è dovuto proprio a quello che ha detto lei: non sanno, non conoscono. Tanti anni di lettura in classe di chi siamo, cosa facciamo, il mondo del volontariato non ha giovani e i giovani non donano. I numeri sono numeri e le carte d'identità, i rinnovi o il rilascio della carta d'età dice questo. Però ho avuto un'altra rappresentante dell'AIL, la quale ha detto: sa Mirella, sono venuti 20 ragazzi in visita da noi, loro sono venuti, lo sa che sono diventati tutti donatori? Capisce che allora, Presidente, anche qua vorrei sentire anche lei, qualcosa non torna. Allora, forse questo ragazzo, più che la lettura in classe, vuole essere intrigato, vuole essere protagonista, vuole toccare e vedere, magari anche sbagliando, ma rialzandoci, e quando si rialza noi dovremmo essere pronti a essere là. Perché mi sembra che questa lezioncina in classe che da anni e anni facciamo non ha portato risultati. Ma come? Una Presidente mi dice non donano, perché i numeri li abbiamo, l'altra vengono a trovarci a vedere 20 ragazzi, tutti quanti sono diventati donatori. E soprattutto, Presidente, perché non iniziare a parlare anche nelle RSA di questi temi così importanti? Perché io mi ritrovo, siccome io ci vado in queste strutture, che questo diversamente giovane, che non sono tutti rinco, cioè sono persone che ragionano, che per vari problemi sono nelle vostre residenze, io li chiamo proprio residenze, e dicono: ma se arrangiami fiol perché mi non so niente. No, dico io, tu devi sapere. Devono sapere, devi perché questi trapianti qua, fino a pochi anni fa, venivano fatti a persone con età inferiore ai 60 anni. Sentite? Ecco, adesso anche un signore di 75 anni può essere trapiantato di cellule staminali. Allora si stanno alzando le metodologie di trapianto, ci sono nuovi farmaci antirigetto che consentono i trapianti anche agli anziani che hanno queste forme molto spesso di leucemie, di mieloidi, eccetera, che fino a pochi anni fa non gli era permesso il trapianto perché non erano in grado di superarlo. E sa perché dico questo? Perché noi abbiamo l'università della terza età e non mi sembra che all'università della terza età vadano 20enni, 30enni, 40enni. Perciò sono persone che guardano un futuro migliore, che vogliono, sono sempre curiosi perché il corpo invecchia, la pelle invecchia, ma gli occhi, il cervello, se lo tieni occupato, fa fatica a invecchiare, cioè dobbiamo dare anche spazio a queste figure. Prego, Presidente Chester, cosa ne pensa? Ma guardi, allora, due temi. Intanto i giovani. I giovani sono, passatemi il termine, molto selettivi. Quindi se non vengono coinvolti, se non sono coinvolti, se non si coinvolgono, bisogna che una domanda ce la facciamo. Sì. Ok? E se torniamo al sistema che abbiamo descritto prima, si immagini i giovani che sono selettivi e hanno una visione molto più ampia della nostra, perché normalmente sono molto più preparati culturalmente e professionalmente, culturalmente, e quindi già si allontanano dal sistema. Poi bisogna coinvolgerli, perché non dobbiamo tra virgolette utilizzarli, dobbiamo coinvolgerli, responsabilizzarli e dargli anche dei posti dove possono esprimere il meglio di se stessi, anche col pericolo che facciano qualche errore, altrimenti li perdiamo. Questo è il discorso diciamo dei giovani. Per quanto riguarda la formazione, io penso che dobbiamo spingerla continuamente per gli stili di vita, le possibilità che abbiamo per vivere meglio. A questo proposito noi anche con il direttore sanitario ci stiamo impegnando sul caffè Alzheimer, ci stiamo impegnando sui centri di sollievo, abbiamo fatto gli convegni, abbiamo dei convegni ancora in programma, proprio perché abbiamo anche una professionalità, diciamo, che ci aiuta su questo, perché le persone vanno informate su tutte le possibilità. Quindi siamo su un campo che io non conosco esattamente, ma penso che la formazione
e dobbiamo tirar fuori dalle case le persone che sono un po' prese da altre cose, magari da questi maledetti telefonini che abbiamo tutti in tasca, per ritornare a portarle, a aggregarsi assieme e a portarli a conoscenza di tutte le possibilità che abbiamo per affrontare anche la terza età in modo diverso, con uno stile di vita diverso, perché ne giova anche la nostra personale salute e probabilmente questo andremo anche a gravare meno in quella situazione che descrivevamo prima. Allora, Presidente, bisogna agire però. Bisogna agire. Allora, io mi domando, visto che abbiamo questa possibilità, visto che abbiamo fame di donazioni in tutti i settori perché sono calate, sono calate le donazioni, dobbiamo accelerare. Allora, possiamo vedere anche ai diversamente giovani di coinvolgerli, invece di lasciarli là senza conoscere, senza sapere, senza dare anche, come hanno fatto sempre loro, che hanno aiutato la comunità a crescere, a migliorare. Una volta non c'erano badanti, non c'erano assistenti, erano loro che si occupavano del vicinato, erano loro che si occupavano di quei giovani che non avevano i genitori vicini per vari motivi, erano loro che controllavano nella strada se passava qualcuno che non era di quella zona. Dove va tutti beo? Tu mamma sai dove che te si... Questi sono i nostri scrigni magici che li abbiamo relegati in situazioni, come dice anche il Presidente, che non sono più a suo agio perché manca il personale che li ascolti, manca il personale che li accarezzi, che gli dice cosa vuoi fare oggi, dove ti posso portare, facciamo una bella gita, andiamo a vedere Abano Terme, abbiamo le associazioni di volontariato con i pulmini che sono fermi al venerdì perché nessuno ci chiama, nessuno ci dice venite a prenderci, ma i soldi, ecco là. E i soldi? No, i soldi ci sono e dobbiamo andarceli a prendere. Dobbiamo andarceli a prendere per aiutare queste figure. Cosa ne pensa, Presidente? Coinvolgendo anche i giovani. Guardi, l'idea di coinvolgere gli anziani, che sono persone, mi ricordo mio papà donava sangue, mio fratello dona il sangue. Queste sono le testimonianze migliori che possono dare, perché potrebbe essere anche un bel progetto di coinvolgimento delle persone che vivono anche nelle residenze, anche un video semplice così, esatto, dove si dice ci sono malattie che possono... Chi vuole donare alzi la mano, no, perché io direi, perché si può donare solo fino a giovani, io direi diamogli dei materiali, dallo ai nipoti, dallo a questo. Sì, ma donare, io parlo in generale, Presidente, perché ci sono persone che anche a 70-80 anni possono donare, giustamente, non le staminali, ma non conoscono la realtà, perché nessuno gliela spiega, gliela dice. Noi dobbiamo arrivare a queste figure, perché sono quelli i numeri che abbiamo. Non abbiamo più i giovani, e i giovani non donano, ma abbiamo loro che potrebbero donare se conoscono, perché sanno, si fidano. Questo è, Presidente, quello che io voglio. Si fidano, quello che non fa più il giovane, perché loro si sono fidati. Ma con che condizioni? Vabbè, non importa. C'è una questione di età però anche, perché le persone anziane non possono più donare il sangue, per esempio. O fino a 70 anni si può donarlo, sì, Presidente. Assolutamente, non si può iscrivere perciò nel registro. Giovani a 70 anni, sei diversamente giovani. Sì, ma... Abbiamo Luciano da Desenzano. Vai Luciano. Mirella, ciao, buongiorno agli ospiti. Da 79enne fra 3 mesi a ottobre posso dire qualcosa per divertire anziani, tra parentesi. La prima, l'alimentazione, sport, perché io adesso parto in bicicletta e il fumo fa malissimo, io lascio fare quel che vogliono, ma se si vuole arrivare alla mia età, sai Mirella cosa ho letto in questi giorni? Perché c'è quella signora Viola, sai chi dice che fa male il vino? Sì. Ho letto che la donna più anziana è morta a 122 anni, non so se è in Messico o America, e beveva 1 litro di vino tutta la vita,
un litro di vino, tra parentesi. Niente, l'alimentazione, la gente mangia un po' male, troppo. Gli anziani no, mangiano poca frutta, specialmente gli uomini, invece la frutta e la verdura è la prima da mangiare. E poi naturalmente compagnia, muoversi, sport e tutte queste cose. Vi saluto, grazie, buongiorno a tutti. Grazie. Ciao, beh, sai, non fa testo quella donna, perché è come quello che fuma 4 pacchetti di sigarette e arriva a 90 anni, cioè non è quello il problema è che il fumo fa male, il vino è cancerogeno, e l'ha detto anche qua pubblicamente ospite Silvio Garattini, che ringrazio sempre il professor Garattini per venire in trasmissione e dire ad esempio sugli integratori: guardate che sono acqua fresca. Ecco, se ci credete prendeteli, però sappiate che sono acqua fresca, detto da non l'ultimo della classe. Costano anche cari, perciò capite bene, poi ognuno ci crede, fate quello che volete, ma capite anche le persone preparate che vi spiegano com'è la situazione. Allora andiamo a vedere un altro video della donazione sangue cordone ombelicale, poi lo commentiamo. Abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Io, come avevo già accennato in un'altra puntata, mio papà era donatore di sangue perché aveva l'universale e io non potevo darlo perché avevo avuto l'iterizia da ragazzina, poi ero sottopeso, ecco, però era andata, ce l'ho davanti a casa mia una volta. A parte questo, una mia amica ha il nipote, una mia cara amica, ha il nipote che ha la SMA. E è arrivato che di solito il massimo della vita è 10-14 anni, da quello che mi diceva la mia amica. Lei sta facendo un'iniezione di cellule staminali una volta all'anno. Lui si è messo a disposizione, sto ragazzo, a 25 anni. Diciamo che tutto il corpo è immobilizzato, non riesce, cioè devono dargli da mangiare, ha una carrozzina speciale, un ragazzo intelligentissimo, ha un sacco di amici, va anche in discoteca, Mirella. E questo ragazzo però riesce a tenere ancora la testa e lui ha detto: mi metto a disposizione della scienza per aiutare chi verrà dopo di me, perché ho sentito anche che ci sono dei bambini, perché da quello che mi ha raccontato la mia amica si sono accorti dopo che questo bambino scendendo dal letto aveva le gambe che non tenevano e aveva già 1 anno e mezzo, dunque c'era qualcosa che non funzionava e allora le cellule staminali fanno sì di almeno di bloccare la malattia e avere un tenore di vita. Grazie Sandra, devo chiudere perché non ce la faccio, il Presidente deve andare via. Grazie per la testimonianza che hai portato, veramente grazie. Allora, prima di commentare con la Presidente Bandiera questo video molto importante, un altro video che abbiamo visto, come ci saluta Presidente? Qual è il messaggio? So che vorrà collaborare anche in futuro con la Presidente. Allora, la collaborazione tra, diciamo, enti, associazioni è sempre ben voluta, perché bisogna comunque, come dicono i bravi, fare rete, ma al di là della battuta, insomma, penso che sia fondamentale, perché poi le problematiche di ognuno diciamo, sono anche le problematiche dell'altro e quindi e poi alla fine le soluzioni sono sempre comunque che vanno nella stessa direzione. Ci vogliono più risorse e le risorse devono essere spese bene, con dei professionisti che possano veramente fare dei piani, dei progetti territoriali, analizzando bene i numeri
e mantenendo fede un po' alla storia che ci appartiene e di cui dobbiamo essere responsabili per fare le cose come ci hanno insegnato, quindi con l'umanizzazione delle cure, ma non come bella parola, ma come punto focale per tutto quello che facciamo, perché poi si tratta di persone. Sì. Allora salutiamo veramente, diciamo grazie a Renzo Cester, grazie a voi, Presidente grazie a tutti. Residenza per anziani di Motta di Livenza, di essere stato con noi, lo salutiamo e andiamo a vedere invece un altro video molto bello, donazione con coppie. Grazie, buona giornata. Bellissimi questi video, allora lasciamo la parola alla Presidente. Allora Presidente, anche grande soddisfazione comunque. Sì, perché abbiamo tante coppie che donano il sangue cordonale, che è un'altra risorsa molto preziosa che contengono le cellule staminali emopoietiche che vengono utilizzate nei trapianti e possono essere donate in tutti i punti nascita della nostra regione. In regione ci sono 3 banche che conservano le cellule staminali cordonali che possono e li mettono poi a disposizione, vengono tipizzate. Dove sono questi centri? Allora Diciamo anche c'è dove a Treviso, presso l'ospedale Cafoncello di Treviso, medicina trasfusionale, una importante a Padova, l'ospedale di Padova, e l'altra a Verona. In questi centri raccolgono tutte le donazioni delle coppie che desiderano donare. Vengono tipizzate, selezionate, messe in dei tank a meno 190 gradi in azoto liquido e possono rimanere lì per decenni. La banca di Treviso, per esempio, ha sacche che sono conservate da quasi 30 anni e sono ancora cellule staminali vive, perché sono state inviate a centri trapianti in America ed erano controlli di qualità, dicono che sono cellule staminali che possono ancora essere trapiantate. Quindi è una risorsa biologica importantissima, le coppie che donino. Poi ci sono sacche che sono ricchissime di staminali conservate per i trapianti, cellule staminali che hanno meno volume cellulare, allora vengono impiegate per questa produzione di farmaci. Sono produzioni che vengono fatte all'interno del sistema sanitario nazionale. Allora, Presidente Vendramin, quello che volevo anche capire, che è molto importante, queste coppie che arrivano, come sono arrivate a voi? Perché hanno deciso di donare? Come sono stati informati? Allora, cosa dicono? C'è una bella rete di collaborazione tra i punti nascita, tra l'associazione e i consultori territoriali, dove le ostetriche fanno i corsi di preparazione al parto, ne parlano e approfondiscono anche la sicurezza della donazione, come avviene la donazione, che avviene naturalmente dopo il parto, dopo un minuto che è nato il bimbo. La mamma non sente niente, il bimbo non sente niente, viene tagliato il cordone e tutto il sangue che rimane là dentro viene raccolto con una siringa sterile, messo in una sacca e inviato alla banca. La coppia, prima che sceglie di donare, fissa l'appuntamento presso la nostra associazione, abbiamo la sede presso la medicina trasfusionale dell'ospedale di Treviso e deve svolgere però un colloquio con l'ostetrica, che è una nostra ostetrica, che incontra la mamma, se può venire anche il papà bene e naturalmente, siccome viene poi conservato e donato questo sangue, deve essere assolutamente sicuro, quindi la mamma deve avere i requisiti di salute
che vengono richiesti. Ecco. E soprattutto il coinvolgimento di questa figura maschile, che la vediamo molto poco sfortunatamente rispetto alla figura femminile. Sì. È più la donna che coinvolge il marito, i compagni. Sì, di solito è un po' sì. Sentite? Di solito sì, perché naturalmente è la mamma, la donna che frequenta i corsi di preparazione alla nascita, ha anche una sensibilità, se vogliamo, diversa. Però noi abbiamo un progetto che si chiama Bimbodona Papadona, che coinvolge anche i papà che non abbiano compiuto i 36 anni, perché possono diventare quei donatori del primo video, cioè un donatore che si iscrive al registro. Quindi abbiamo la coppia che è stata fatta l'anamnesi di stato di salute della mamma, stato di salute del papà. La mamma dona il sangue cordonale, il papà può iscriversi nel registro. Bimbo dona, papà dona. Allora, siccome che era molto bello quel video, ne abbiamo visto solo un pezzo, io direi di vederlo tutto, perché è molto molto importante ed è stato fatto così bene, così semplice, che arriva a tutti voi. Andiamo a rivedere questo video. Cosa sono le cellule staminali? Lo vediamo completo. Il nostro corpo è costituito da miliardi di cellule. Si stima che un maschio adulto di 70 kg sia composto da circa 100.000 miliardi di cellule ed ognuna di esse si è sviluppata ed è cresciuta per svolgere compiti e mansioni specifiche. Le cellule possono costituire i vari tessuti di cui siamo composti, come la pelle, gli organi interni, i muscoli o il sistema nervoso. Oppure possono svolgere compiti più specifici, come i globuli bianchi che ci difendono dalle invasioni di virus e batteri. Ma tutte queste cellule altamente specializzate derivano da un tipo di cellula originario chiamata cellula staminale, cioè una cellula indifferenziata alla quale il nostro organismo non ha ancora assegnato una struttura o una funzione specifica, ma che ha il potere del tutto particolare di replicare se stessa o di trasformarsi in uno dei 200 tipi diversi di cellule che compongono il nostro corpo. Proprio per questa loro peculiare caratteristica, le cellule staminali hanno trovato diversi usi e applicazioni mediche e vengono comunemente utilizzate per il trattamento di diverse malattie. È il caso delle staminali del sangue, chiamate cellule staminali emopoietiche o CSE. Le CSE sono cellule contenute all'interno del midollo osseo, ovvero il tessuto molle che si trova nell'interno cavo di tutte le ossa che compongono lo scheletro umano e che non va assolutamente confuso con il midollo spinale, che è un'altra cosa. Il nostro corpo utilizza le CSE per produrre quotidianamente milioni di cellule del sangue, come globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Capita a volte però che queste cellule si ammalino, causando malattie molto gravi, come leucemie, linfomi, mielomi, tumori infantili, malattie ereditarie come anemie e talassemie e molte altre. Quando queste malattie non sono curabili con le terapie convenzionali, si deve ricorrere al trapianto, rimpiazzando le cellule del midollo malate con cellule staminali emopoietiche di un donatore sano e compatibile. Le cellule staminali necessarie per il trattamento di queste malattie si possono ottenere solamente tramite donazione, che può avvenire in 3 modi diversi. Il primo è la raccolta di CSE da sangue periferico, chiamata anche staminoaferesi. Ogni individuo presenta normalmente nel proprio sangue periferico una quantità di cellule staminali molto bassa, ma grazie alla somministrazione di alcune sostanze chiamate fattori di crescita si possono indurre le CSE a riprodursi e a uscire dal midollo osseo, entrando in circolo nel nostro sangue, permettendoci così di raccoglierle in quantità sufficiente tramite un prelievo di sangue venoso, detto appunto staminoaferesi. Questa procedura è la più comunemente utilizzata e si effettua in un centro trasfusionale. Il secondo metodo è quello del prelievo di CSE da midollo osseo, non spinale, che avviene in sala operatoria previa anestesia locale o generale con prelievo delle CSE midollari direttamente dalle ossa del bacino mediante punture. Il terzo metodo è quello della raccolta di CSE dal sangue del cordone ombelicale. Oltre che nel midollo osseo, infatti, si possono trovare preziose cellule staminali emopoietiche anche nel sangue che circola dal feto alla placenta e viceversa, tramite il cordone ombelicale. Il cosiddetto sangue cordonale viene raccolto dopo il clampaggio del cordone ombelicale senza alcun rischio per mamma e neonato e dopo che il bambino è stato affidato alle cure della mamma e del personale ostetrico. L'unità di sangue così raccolta viene poi congelata e messa a disposizione dei centri di trapianto. Data la sua relativa immaturità immunologica, il sangue cordonale è potenzialmente utilizzabile per curare molte più persone. Perché un trapianto di cellule staminali emopoietiche abbia successo,
infatti, è necessario che donatore e ricevente siano compatibili, cosa che avviene solamente in un caso ogni 100.000. In Italia, ad esempio, ci sono donatori solo per coprire il 60% del fabbisogno nazionale. Ecco perché sono necessari tanti volontari donatori, anche provenienti da giovani di varie etnie. E anche tu puoi contribuire e diventare donatore è semplicissimo. È sufficiente avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, pesare almeno 50 kg ed essere in buona salute. Se rispetti questi requisiti, puoi essere inserito nel registro dei donatori di midollo IBMDR, dove rimarrai iscritto fino all'età di 55 anni. Ti basterà recarti al centro trasfusionale più vicino a casa tua e sottoporti ad un semplice prelievo di sangue o di campione salivare, che verrà analizzato e se risultassi compatibile con uno dei pazienti in attesa di trapianto, si procederebbe alla raccolta delle CSE e all'invio della donazione al centro trapianti che ha in cura il paziente. Potresti non venire mai chiamato, ma la tua disponibilità renderà possibile la scelta della donazione migliore per il successo del trapianto per un paziente in ogni parte del mondo che potrà vivere grazie a te. Infine, ricordiamo che tutte le donazioni sono volontarie, anonime e gratuite. Ora che conosci le cellule staminali e sai quanto puoi essere utile per la vita di chi attende il trapianto, iscriviti anche tu al registro e diventa donatore. Bellissimo, veramente bellissimo, molto importante questo video. Come lo commentiamo, Presidente? Commentiamo semplicemente che queste sono le necessità del Servizio Sanitario Nazionale, no? Perché ci sono un gran numero di malati che hanno bisogno di trovare un donatore che possa salvarli, perché magari in famiglia non hanno un donatore compatibile e quindi se ci sono tanti volontari iscritti nel registro nazionale, che è una struttura pubblica e che mette in rete tutti i centri di trapianto con i centri donatori, ecco che là si può trovare un donatore in Italia, si può trovare anche all'estero, ma sarebbe meglio che noi aumentassimo il nostro registro italiano, perché dobbiamo essere più autosufficienti, anche perché i nostri ematologi dicono che un trapianto con donatore italiano ha maggiore probabilità di successo nella fase successiva. Quindi noi continuiamo a promuovere questa donazione, soprattutto continuiamo a dire: guardate ragazzi che non si dona il midollo osseo, non dovete aver paura, è una trasfusione di sangue, quindi non è una cosa che può far male più di tanto. Sì, può avere magari un po' di stanchezza così, però salvi una vita, ma salvi una vita. Ma niente di così. Prima la Presidente rifletteva a voce alta guardando il video e diceva: ma come fanno queste cellule a trovare il canale, arrivare nel posto giusto? Io ho detto: perché il corpo umano è un'opera d'arte, nel vero senso della parola. Io non so se veramente lo conosciamo a fondo, ma se voi guardate questo corpo umano è di una bellezza unica. Cosa riesce a fare da solo? Da solo, perché viene prelevato. Come funziona? Allora, Sentite, perché è bellissimo. Allora, è semplicemente questo, perché quando fanno i convegni noi come volontari andiamo ad assistere, no? Vediamo, ascoltiamo, cerchiamo anche di capire, perché ci stimola anche un po' a andare sempre avanti nella nostra conoscenza. E ci hanno detto che dai 18 ai 35 anni si può diventare un donatore, si iscrive nel registro. Basta venire in un centro trasfusionale o chiamare anche l'associazione per fissare l'appuntamento. È un semplice prelievo di sangue. Prima si parla con il medico, perché bisogna essere informati e consapevoli, perché la tipizzazione, l'esame che viene svolto da questo campione di sangue che viene prelevato dal braccio è anche un'operazione che costa al Servizio Sanitario Nazionale, quindi bisogna mettere in conto che c'è anche un costo sanitario, però bisogna essere consapevoli che tu puoi essere chiamato fino a 55 anni solo per quel paziente. Tu non puoi dire di no, perché se dici di no il paziente muore, perché in tutto il mondo sei tu quello compatibile, che è molto difficile. Se si trova la compatibilità, come dicevo, non si fa più il prelievo dal midollo, ma si fa con un semplice prelievo dal nostro braccio, dalla vena del nostro braccio. 4-5 giorni prima che avvenga questo prelievo, il medico dà dei piccoli puntuline che il donatore stesso si fa nella pancia, perché stimolano
il midollo osseo a buttare fuori le cellule staminali che poi si ritrovano in circolo. Quindi in centro trasfusionale poi il donatore viene chiamato, viene assistito, abbiamo delle bellissime infermiere giovani che se lo curano e sta lì sotto questa macchina da aferesi, quindi c'è una macchina che ha un circuito chiuso, da una parte si infila il l'ago, prelevano le staminali del sangue, praticamente sono le staminali emopoietiche, nel circolo ributtano nell'altro braccio il plasma, i globuli rossi che non servono perché servono solo i globuli bianchi e che vengono poi raccolti in una sacchettina che poi viene inviato al centro trapianti. Quindi questo intervento, diciamo intervento tra virgolette, dura circa 2-3 ore, ma è una cosa insomma ma che lei si diceva può anche, fare. ma come fa questa cellula a trovare la via giusta che anche se è compatibile, è sempre estranea, è andare nel posto giusto, pensate da sole? Ecco, allora ci hanno spiegato in questi convegni che non si capisce come mai quando queste cellule staminali vengono trasfuse nel malato migrano, usano il termine migrano dalle vene perché viene fatta la trasfusione e vanno a depositarsi nelle ossa spugnose del nostro bacino e da lì cominciano a produrre globuli bianchi, rossi, piastrine, eccetera, che poi si ritrovano in circolo, quindi ci sarà un aumento di globuli bianchi, di piastrine e riproducono tutte le cellule del nostro sangue. Mistero del corpo umano. È un mistero del corpo umano. Come fanno a saperlo? Come fanno loro a migrare lì e a non farsi questo nel viaggetto cervello e non nelle... Avete capito? Allora, come ci saluta, Presidente? Ormai è finita l'ora, con quale messaggio ci lascia? Un messaggio che deve essere di vita, un messaggio di solidarietà, che tutti i giovani che si iscrivano al registro e soprattutto le coppie che donano il sangue cordonale sappiano che oltre alla possibilità di effettuare i trapianti con quelle cellule lì si può produrre per esempio le microtrasfusioni per i bimbi altamente immaturi, perché sono delle piccole trasfusioni dei bambini piccolissimi, sangue perfetto. Poi si possono fare, abbiamo visto prima il piccolo video, possono produrre gel fibrinopiastrinici per il piede diabetico, i colliri sierici per la sindrome dell'occhio secco, quando ci sono l'occhio che non lacrima. Producono sempre dal sangue cordonale delle fialette che si vengono a prendere in trasfusionale, ecco che sono tutte cose che una donazione non si sa dopo con queste staminali quali sviluppi c'è nella ricerca e nella produzione di altri farmaci. Continuate a donare. Questo è il messaggio di Alice Vendramin Bandiera, Presidente ADOCES, Associazione Donatori Cellule Staminali. Grazie di essere stata con noi, veramente grazie Presidente. Pubblicità. Sono le immagini girate dall'alto dall'elicottero drago dei vigili del fuoco a circoscrivere il fronte dell'emergenza, a raccontare di una strage sfiorata ai piedi dell'Antelao con un fiume di fango, massi e detriti che ha letteralmente sommerso il cuore della frazione di Cancia, uno scenario lunare, quello che si sono trovati davanti i residenti e soccorritori, che ha portato alla chiusura della strada statale 51 di Alemagna, isolando Cortina e paesi limitrofi dal resto della Valle del Boite, una frana storica che si è riaperta poco dopo le 11 di sera a seguito di un nubifragio violentissimo. Erano quasi le 11:30, poche parole, proprio il rumore della frana venire giù. Noi abitiamo qua al piano terra e ci siamo affacciati e purtroppo abbiamo visto tutto questo che vedete e siamo scappati fortunatamente al piano di sopra. La casa non ha danni, per fortuna noi non abbiamo avuto acqua in casa, ha girato solo intorno, però sì, è stato un bel trauma, un bello spavento. Da ieri sera alle 11:30 siamo mai andati a dormire, abbiamo cercato di pulire subito perché come vedete questa cosa
se si asciuga è intoglibile, è un disastro. È una corsa contro il tempo. Sì, se vuoi tenere le cose un po' decenti, sì, poi piove di nuovo e bisogna tenere il più pulito possibile, che se dovesse venire speriamo di dare qualcos'altro giù, siamo più preparati, insomma almeno è tutto pulito. Almeno 3 le colate detritiche che si sono sviluppate a valle, mentre in quota così si presenta la briglia di tecnologia nipponica alta 10 metri progettata dalla provincia per distruggersi nel caso di frana e dissiparne l'energia. Distrutta è distrutta, ma tanti massi sono comunque caduti e andati oltre, rotolando giù inesorabilmente. Diverse le auto rimaste intrappolate nella morsa del fango. C'è chi, come Michele, ha deciso di lasciare la propria abitazione, ingentissimi danni. Il tempo sta peggiorando e ci hanno avvertito comunque che non è sicuro stare con questo tempo, e quindi quando incominciava a piovere dovevamo andare via, ecco. E allora torneremo domani sperando che sia meglio il tempo. Avevamo una macchina e un furgone, e una macchina non si trova più, il furgone spunta e si vede il tetto, ecco. La memoria collettiva è subito andata a quella maledetta notte del luglio 2009, quando una frana simile, ma forse meno potente, travolse la villetta di Giovanna Belfi, 82 anni, e del figlio Adriano Zanetti, 63, uccidendoli. Da allora numerosi gli interventi, capofila alla provincia. C'è chi dice che non hanno funzionato, chi invece afferma che sono serviti a evitare il peggio, e non manca la polemica. Altro capitolo il sistema d'allarme, che non avrebbe funzionato correttamente. La sirena è stata udita quando il fango era già ovunque. Noi a casa non l'abbiamo proprio sentito, l'abbiamo sentito dopo, quando eravamo già fuori di casa. Quindi l'allarme, adesso non lo so se doveva partire prima o cosa, però mi dicono che non ha suonato. Noi non l'abbiamo sentito solo dopo che la frana era già scesa. A Cancia si è sparato senza soluzione di continuità. Tutti si sono tirati sulle maniche. Sul posto il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin e l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, che torna ai giorni difficili del 2009. Fino al 2009 questa frana era di competenza della regione, poi ci fu un evento in luglio del 2009 che provocò 2 vittime, io ero presidente della provincia, il comitato frazionale chiese che se ne occupasse la provincia e quindi la regione affidò alla provincia la competenza su questa frana. Da allora la frana è stata gestita dalla provincia e quindi io sono qui come assessore della protezione civile per dare il supporto di protezione civile al sindaco. Ovviamente sulla frana, sugli interventi che sono stati realizzati non sono in grado di dare nessun tipo di giudizio o opinione. Nel primo pomeriggio ancora pioggia e nuovo allarme. Questo angolo di Cadore resta senza pace. Andiamo anche a montare contemporaneamente il mio vasco dove eravamo. Allora, saluto Walter De Cassan, presidente Federalberghi di Belluno Dolomiti, grazie Presidente di essere qui. Saluto anche Rodolfo Balena, già dirigente in pensione, che si occupa di donne in Medio Oriente, Iran, poi sentiremo. Però Presidente Cassan, non è che si è esagerato un po' troppo con questi trafori, con queste colate di cemento, e che adesso la montagna già fragile per se stessa, come avete sentito, ecco, questi segnali che dava erano già evidenti, si stia alzando un po' troppo l'asticella. Come la vede lei, Presidente, la situazione? Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. Ma il problema che sto osservando in questi ultimi anni, se fino a 15-20 anni fa c'era sì il classico temporale estivo, la pioggia eccetera, erano molto meno violenti i temporali rispetto ai temporali degli ultimi 5-10 anni. Purtroppo queste modifiche climatiche che ci sono sempre state, poi che negli ultimi decenni l'uomo ci abbia messo la sua buona mano, questo è un altro discorso, ma non voglio andare a polemizzare sui cambiamenti climatici. Però ultimamente purtroppo abbiamo dei fenomeni temporaleschi estivi molto più estremi, più forti e più localizzati anche rispetto a qualche anno fa. In più c'è anche un dettaglio che io ho osservato qualche volta: su certe zone non c'è più il pascolamento del bestiame. Il pascolamento del bestiame cosa creava? Creava la rottura della cotica erbosa, per cui il terreno era molto più permeabile rispetto a quanto possa essere adesso.
perché con la mancanza degli animali, una mucca pesa anche parecchi quintali, rompeva quella che era la cotica erbosa, che è estremamente impermeabile, per cui l'acqua penetrava più facilmente nel terreno. Ora, non essendoci più questo, l'acqua non penetra più nel terreno e abbiamo questo ruscellamento delle acque. Poi quelle di Borca e di San Vito sono delle frane storiche da tenere sotto controllo, perché quelle sono sempre state zone di scivolamento di materiale. Però, ripeto, con i temporali sempre più forti, più intensi, è chiaro che i movimenti sono più forti. Cos'è che la preoccupa di più, Presidente? Perché le cose non stanno andando per niente bene, guardate anche cosa è successo in poco tempo, da 40 gradi, 20 gradi, questi veramente fenomeni temporaleschi che fanno molto discutere, però come dice anche lei, la mano dell'uomo ce la sta mettendo tutta e di più, nonostante gli esperti che dicono attenzione perché abbiamo un territorio fragilissimo. È questo forse che non arriva a qualcuno. Prego, Presidente. Sì, effettivamente abbiamo un territorio molto fragile, dirò di più, io ho visto Baia, ricordo cos'è stato Baia nell'ottobre del 2018, però questi eventi purtroppo si ripetono sempre con più forza e con più potenza, un po' perché se non ricordo male, qualche settimana fa lessi che il Mediterraneo è molto più caldo del solito, quindi il mar Mediterraneo molto più caldo può innescare dei fenomeni ancora più forti rispetto a quelli che ci sono normalmente. Allora salutiamo anche Rodolfo Balena, Mediterraneo molto caldo, cosa ci dice Balena, come sta andando, cosa vede? Prego Balena. Buongiorno a tutti, qui ad Abano oggi si sta abbastanza bene, non fa troppo caldo, anzi. Abbiamo avuto il sindaco prima, perciò sappiamo, prego. Ecco, allora se possiamo parlare poche parole sulle donne e la politica che si intreccia con esse. Perché in Iran la libertà delle donne che stavano manifestando tanto e che molto attive, anche sostenute da molti iraniani all'estero, qui in Italia c'è una forte comunità molto attiva, con gli ultimi avvenimenti bellici che ci sono stati, naturalmente si è un po' affievolita l'attenzione sui problemi femminili delle iraniane, anche perché non troveranno riscontro, ci sono problemi politici molto forti e quindi questo ritarda parecchio. Ma riguardo alla situazione delle donne in Italia non è cambiato niente, questo lo diciamo da sempre, da decenni e anche da secoli, e rimane così. E vorrei attirare l'attenzione su un'altra cosa. Nel mondo, i 7 miliardi di abitanti circa, la maggioranza sono di sesso maschile. Questo meraviglia, come mai? Le donne vivono più a lungo, eppure ci sono più uomini che donne, più maschi che femmine. E questo si riscontra soprattutto non in paesi dove c'è una forte immigrazione di manodopera come negli Emirati Arabi, ma in India e in Cina. Gli uomini, i maschi, sono in maggioranza. E lì c'è un motivo molto antico anche, che è quello dell'infanticidio selettivo, in cui le bambine venivano uccise perché meno importanti dei maschi. E uccise alla nascita, soffocate, un pugno di sabbia in bocca, decapitate, tutto quello che si vuole, venivano uccise. Questo fenomeno è diminuito? Non credo affatto, perché ora
con i mezzi che ci sono per conoscere il sesso del nascituro, c'è anche l'aborto selettivo. Questo aborto selettivo che continua, e quindi è un problema di cui si parla poco o non si vuol parlare, però esiste. Siccome nel mondo non esistiamo solo noi, ma ci sono anche gli altri paesi e le donne sono ovunque, e questo omicidio, questa soppressione delle femmine esiste già al momento della nascita o anche prima ancora che nasca, ed forse dovremmo parlarne un poco di più. Naturalmente ci mancano delle informazioni più approfondite, ma magari contattando e vedendo con delle donne molto interessate in India e forse in Cina un poco meno, lì si potrebbe affrontare il problema un po' più concretamente. Si può parlare di fragilità nel mondo come facciamo questa mattina con questa trasmissione. Io sono fragile perché sfortunatamente sono nata nel posto sbagliato, in un momento sbagliato, dove questa figura femminile viene veramente, avete sentito, uccisa, piccolissima, perché non ha l'importanza del figlio maschio, di questo maschio che emerge sempre. Ma chi la difende? Qualche associazione di volontariato che si occupa di questo, ma se ne parla pochissimo. Capite che parliamo di fragilità a 360 gradi. Adesso andiamo anche a vedere cosa succede invece questo rebus a Lemagna. Andiamo a Belluno. Vediamo se parte il servizio. Non vedo il servizio che parte, allora andiamo da De Cassan. Ecco, trovato. Occhi rivolti al cielo pensando alla strada statale 51 di Alemagna. Per la riapertura serve il sole, serve il tempo per installare e rendere attivo il sistema di monitoraggio e di allarme che è stato deciso. Per installare un sistema di questo tipo servono almeno 2 settimane. Nel frattempo la frana è presidiata a vista e potrà esserci un'apertura nel momento in cui le condizioni meteo lo consentiranno. Questo alla luce dell'incontro che è stato fatto venerdì mattina con il professor Nicola Casagli, che ha proprio dichiarato, anche scritto, che nel momento in cui non ci sono precipitazioni piovose, quindi c'è il sole, quel materiale che è in stato precario dal punto di vista dell'equilibrio è molto difficile che scenda a valle, quindi ci saranno delle finestre quando il tempo lo consentirà per riaprire la strada nella località di San Vito. La strada è chiaramente libera, soltanto che ci si preoccupa che non accada niente. Quando crede e spera si potrà avere la strada transitabile per tutti? La strada transitabile per tutti, rimaniamo a quello che era stato detto giovedì mattina, e cioè tra una quindicina di giorni. Però nel frattempo la strada sarà transitabile a tutti solo in determinate finestre quando il tempo lo consentirà, perché la frana è controllata a vista. Verranno installati 2 pluviometri, questo è quello che ha chiesto ANAS, in modo tale da avere contezza delle precipitazioni sulla strada ma anche a monte, e per dare una sorta di alert, di allarme, per far chiudere la strada ad ANAS, che poi provvederà a chiudere nel momento in cui dovesse piovere. Alemagna che in caso di allarme verrà chiusa a TAI, deviando per Auronzo il traffico indirizzato a Cortina d'Ampezzo, ma intanto deve essere approntato il sistema di allarme. Slitta comunque la riapertura rispetto a quanto ipotizzato venerdì scorso, quando si era parlato di domani. Allora, Presidente De Cassan, non è che questi messaggi che arriviamo, tanto arriviamo con questi social, con questi telefonini dappertutto, questo turista ci pensa 2 volte, come li legge questi messaggi, e soprattutto la fragilità, la pericolosità e soprattutto la prevenzione, ma sono anni e anni
che i glaciologi, veramente gli esperti dicono attenzione, attenzione, bisogna investire, bisogna mettere in sicurezza il territorio, bisogna grandi convegni, grandi riunioni e poi succede quello che succede. E soprattutto si è costruito dove si poteva costruire. L'albergo Rigopiano, se vi ricordate, la dice lunga, quanti morti, poi salta fuori che là non era proprio una zona da un albergo. Prego Presidente. Ma allora io partirei dai titoloni che si sono spesi purtroppo in questi ultimi giorni in cui c'è scritto Cortina isolata. Cortina isolata non è vero, perché Cortina era raggiungibile da altre parti. Il problema non è tanto, lo è per il turista, ma principalmente i problemi in questi giorni ci sono stati per chi doveva andare a lavorare a Cortina, per i pendolari che vivono fuori Cortina e che lavorano a Cortina, oppure viceversa, perché può succedere anche l'incontrario. Le problematiche sono state tanto per questi. Ora, come ho detto prima, ci sono dei fenomeni che forse non si poteva neanche pensare fino a qualche anno fa che potessero succedere questi temporali così violenti, così forti. Comunque in questi giorni il turismo non ha risentito più di tanto, salvo alcune zone, alcune situazioni, ovvio, perché come sempre non si riesce ad accontentare tutti. Però al momento attuale, da quanto ne so, il turismo non ha eccessivamente risentito di queste problematiche. Ovvio, prima risolve la questione e prima torna bel tempo e anche smettere i temporali, se vogliamo dirla con una botta di spirito e di ottimismo. Molto chiaro Presidente, però lei capisce bene che la fragilità di questo territorio ci preoccupa molto, siamo molto preoccupati. Guardi, io sono in mezzo alla gente e tutti quanti puntano il dito su questi interventi molto invasivi che viene fatta alla montagna, una montagna fragilissima. Chi è che può dire che va bene e che non succederà niente? E sono proprio necessari. Quello che volevo chiedere anche a Balena, noi cerchiamo di fare del nostro meglio, però i grandi della terra non pensano a questo, stanno andando da un'altra parte e soprattutto quella che è la sicurezza di queste creature che non viene messa in considerazione. Noi vediamo delle cose atroci. Prego Balena, vuoi per i cambiamenti climatici, vuoi per le guerre, però quelle che muoiono sono sempre persone che non c'entrano niente, poverette. Prego. Allora, per quanto riguarda il territorio, noi non dobbiamo dimenticare che la terra è nostra, noi siamo ospiti su quella terra. Questa appartiene anche a chi viene dopo. La prevenzione è giusto farla, è doveroso, però c'è un costo. Come ripartirlo tra Stato, regioni, comuni? Bisogna fare qualcosa, questo è vero, è un patrimonio che dobbiamo conservare, che ci aiuta economicamente, richiede manutenzioni preventive. Poi non si possono evitare i disastri che possono capitare, imprevisti, però se si fa di più, bisogna fare di più, questo sì, c'è un costo, dobbiamo pagarlo, come qualcuno dovrà dirci come si intenderà nel futuro, dall'anno prossimo, fra 3 anni o quel che è, ripartire le spese a carico di chi? A carico anche dei cittadini, ma dandogli una contropartita di qualcosa. Non è una cosa facile, questo è vero, però il problema c'è, non possiamo non fare niente, bisogna fare qualcosa. Lo stanno facendo le varianti, Presidente Balena. Perché altrimenti finiamo stanno facendo le varianti, Presidente Balena. Adesso gliele faccio vedere, devo correre, andiamo a vedere Belluno, variante Valle di Cadore. Proseguono i lavori sulla SS51 di Alemagna in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.
3 le varianti in corso d'opera e tra queste quella che cambierà di più la vita dei residenti è sicuramente quella di Valle di Cadore. Lo dico e lo ribadisco, non cambia niente secondo me sulle quantità di traffico, però renderà e darà la possibilità a Valle di rendere vivibile una parte del paese molto importante come la borgata Costa, che oggi è massacrata dal traffico e che ora con la variante verrà liberata. In effetti la situazione è abbastanza invivibile ed è capitato anche di vedere camion rimorchio che incontrandosi non riuscivano più ad andare né avanti né indietro. Cosa ne sarà però poi del comune di Valle senza il turismo portato dal traffico di attraversamento? Stiamo lavorando ormai da quando si iniziava a parlare di varianti, quindi da ancora i mondiali di sci del 2020, e quindi abbiamo messo a terra dei programmi, una programmazione per quello che sarà poi lo sviluppo della borgata. È logico che io lascerò questa eredità a chi verrà dopo di me, dovrà essere assolutamente cavalcata e messa a terra andando a cercare dei soldini e facendo dei progetti. Abbiamo sentito Marianna Offer, sindaco di Valle di Cadore, sentiamo anche De Cassan come commenta, ecco, questi paesetti che fine faranno, non avranno più il turismo. Come la vede lei la situazione che tocca con mano da anni queste realtà? Prego. Io non sono convinto della morte turistica di certi paesi per una variante, perché dobbiamo partire dal presupposto che devo eventualmente creare un'attrattiva per quel posto. In più, se non ricordo male, adesso non vorrei dire delle stupidaggini, però se c'è un posto dove parcheggiare mi fermo. E mi pare che quella zona interessata sia della variante di Valle di Cadore sia una zona di mero transito, quindi la variante potrebbe non creare grossi disagi. Però attenzione, ricordiamoci un altro dettaglio, che il traffico in Cadore, ma anche sulla Gordina in certe situazioni, stava cominciando a diventare insostenibile, proprio specialmente per gli abitanti stessi che affacciavano sulla statale d'Alemagna. Quindi ben venga che siano state fatte queste varianti, perché non possiamo continuare a doverci muovere e calcolare tempi molto maggiori di percorrenza rispetto a quelli che sarebbero i normali tempi di percorrenza, per cui ben vengano anche queste varianti. Poi ripeto, ripercussioni sul turismo per conto mio non ce ne saranno, non dovrebbero esserci, basta però anche creare l'attrattiva al centro del paese e le infrastrutture per questa attrattiva, perché se crea un'attrattiva e non ho i parcheggi per far parcheggiare le auto, allora siamo punto da capo. Però Presidente, non è che stiamo cambiando il vero volto della montagna, l'esigenza di questo territorio meraviglioso con colate di cemento che stridono quando arrivi, questi grandi autostrade. Ecco, questi posti deturpati, perché è un impatto veramente devastante, ma soprattutto perché non incrementare la ferrovia? Ecco, se ne parla pochissimo. Noi, sì, lei scuote la testa, ma bisogna pur dirle queste cose. Noi abbiamo un paese circondato dall'acqua e abbiamo chiuso i porti. Noi continuiamo a fare terza, quarta, quinta corsia invece di puntare sulla ferrovia, sulla via mare. Cosa ne pensa, Presidente? Ma sulla ferrovia è chiaro, ma lì l'errore fu fatto negli anni 60 quando fu chiusa e non si pensò subito di ripristinarla. Chiaro che ora come ora ripristinare la ferrovia delle Dolomiti non ho la più pallida idea dei costi allucinanti che ci sarebbero. Chiaro, sarebbe una delle tante soluzioni. Però attenzione, quando si parla di cementificazione andiamoci un pochino piano, perché sì, si è costruito, però di certo non si è eccessivamente cementificato, perché tornando al discorso della frana di prima, è chiaro che su una frana storica o negli immediati paraggi non si doveva e non si dovrà mai costruire attorno alle frane storiche. Poi ricordiamo il discorso dei temporali più intensi eccetera.
però io prima di parlare di cementificazione selvaggia qui ci andrei un pochino piano. Ma sarà, però le foto che arrivano, se vediamo le foto che avevamo una volta, fa molto discutere, ognuno fa le proprie riflessioni. Il problema è cosa lasceremo a questi giovani che vogliono un ambiente molto green, vogliono un ambiente sano, e non mi sembra che andiamo in questa direzione, ci mancavano le guerre. Rodolfo Balena, ma arriverà la pace? Secondo lei ci sarà questa pace, soprattutto di smettere di usare queste armi micidiali, queste armi nucleari che terrorizzano tutto il mondo e che molti si vantano di avere? Prego Balena. Ma abbiamo visto che l'attacco all'Iran è servito magari per evitare un attacco dall'Iran a Israele. Comunque queste sono opinioni. Io penso invece che l'obiettivo finale non è l'Iran, ma la Corea del Nord. Quindi, ora, l'Iran è una tappa. Israele ha fatto il lavoro sporco per Stati Uniti e per Arabia Saudita. Perché Arabia Saudita? Perché Arabia Saudita sunniti si odiano cordialmente con gli iraniani che sono sciiti. Quindi entra in ballo una questione di religione, di politiche. Infatti l'Iran appoggiava, forse appoggia ancora, gli Houthi dello Yemen contro l'Arabia Saudita, che poi invece hanno cercato di bloccare anche il Mar Rosso e hanno lanciato dei missili contro Israele. In Libano gli Hezbollah sciiti sono malvisti sia dai sunniti che dai maroniti cristiani che sono. Dunque tutta una situazione complessa e complicata, ma che non è da adesso, ma che dura da secoli. Comunque sono convinto che la Corea del Nord era considerata ancora più pericolosa dell'Iran, sia per i suoi esperimenti missilistici ed altro, e che sarà la prossima tappa. Però c'è un problema: come accontentare la Cina lasciandogli mano libera su Taiwan? Dunque il gioco politico è molto complesso. Chi deciderà? Stati Uniti con la Russia? Probabilmente sì, probabilmente si sono già anche messi d'accordo, forse no, forse si metteranno d'accordo. Verranno sacrificate certe le esigenze o volontà di altri paesi? Certamente che sì. Vediamo che anche in Turchia c'è un cambiamento di apertura verso i curdi, ma sappiamo che i curdi non vivono solo in Turchia, sono la maggioranza, ma anche in Iraq, tant'è vero che sì, che il paese si chiama Repubblica Arabo-Curda, e in Siria e in Iran, che è la seconda comunità. Dunque, la politica, sì, quando parliamo noi molto probabilmente facciamo fantapolitica, ma chi decide molto più in alto non lo sappiamo. Grazie veramente a Rodolfo Balena, grazie a Walter De Cassan, grazie di essere stati con noi, veramente grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Benvenuti. Oggi vi facciamo vedere come si compone una torta da ricorrenza. Per l'occasione noi abbiamo già preparato alcuni ingredienti che sono della pasta sfoglia in dischi, della salsa al cioccolato, della semplicissima marmellata e della crema pasticcera. Inoltre abbiamo dei bignè che possiamo acquistare già preparati nei supermercati, che andremo a farcire con la crema pasticcera e comporremo all'incirca una Saint-Honoré. Allora iniziamo. Noi abbiamo già preparato dei dischi di pasta sfoglia
bucherellati affinché non si gonfino troppo e cotti in forno. Ne abbiamo preparati 3. Iniziamo con il prendere la crema pasticcera al cioccolato, ne mettiamo un po' sopra il primo disco. Ricordiamoci che se vogliamo che il disco non navighi nel piatto, ne mettiamo una puntina sotto e incolliamo il primo disco al piatto. Con l'aiuto di una spatola spalmiamo un attimino questa crema sul primo strato di pasta, cercando di non uscire troppo dai bordi. Poi prenderemo il secondo disco, lo appoggiamo sopra il primo e lo farciremo con la marmellata di fragole, di ciliegie, di albicocche, quella che più vi piace. Anche questa cercheremo di spalmarla piano piano senza farla uscire dai bordi della torta. Spalmata bene la marmellata, prendiamo il terzo disco, lo puntiamo un attimino, cerchiamo di dargli la stessa circonferenza tutto quanto e lo spalmiamo con una crema pasticcera abbastanza densa, ottenuta aggiungendo un po' più di farina a quella che è la ricetta base. Spalmiamo bene anche questa, spalmiamo bene in superficie, poi con l'aiuto di un sac à poche riempito sempre con la stessa crema pasticcera andiamo a fare i bordi di questa torta. Piano piano gli facciamo tutto il giro, chiudiamo la decorazione superficiale della torta con delle piccole stelline dopo aver fatto i bordi e con la crema al cioccolato andiamo a farcire i bignè all'interno, vedete, e andiamo a posizionarli intorno alla corona che abbiamo già creato. I bignè possono venire rotti sia con la punta del sacco di tela sia eventualmente con un coltellino, per cui prendiamo il bignè, gli facciamo una piccola incisione e creiamo lo spazio dove infilare dentro la crema e chiudiamo la nostra composizione con l'ultimo bignè, una bella spruzzata di panna aromatizzata alla menta nello spazio che si è creato all'interno della torta e in ultima una piccola cialda che abbiamo acquistato al supermercato